Buon pomeriggio signori e signori, benvenuti all'altra domenica. Oggi siamo tutti sveglissimi e soprattutto abbiamo tutti molto caldo. Ma soprattutto ci sono tutti gli ospiti, buon pomeriggio a tutti. Sì, è pieno di ospiti, vedete ci sono un po' di poltrone vuote che speriamo si riempiano, anche perché abbiamo avuto alcune defezioni visto l'influenza che sta circolando. Buon pomeriggio Marco Stantini. Buon pomeriggio, io mi scuso con i telespettatori per l'abbigliamento, ma sono appena arrivato da Rivignano per il servizio per Guarda che Stella con il Ronde Terra del Friuli, dunque siamo in presa diretta. Cos'è? Sì, Ronde chi? Ronde Terra del Friuli. Che è un rally. È un rally. Parte da Palmanova, era tutto, le prove speciali sono tutte concentrate, una prova speciale tutta concentrata sul comune di Rivignano Teor e la zona di Varmo. Ma facevi lo spettatore oppure? No, io ero a fare il servizio per Guarda che Stella. Eravamo io e Maurizio che adesso è dietro le telecamere. Salutiamo, ciao Maurizio, buon pomeriggio dietro le telecamere e buon pomeriggio alla nostra regia, Gemma, Enrico. Scusa, stavo cercando un orso polare perché era passato di qua prima, insieme ai pinguini. Sì. Perché hai freddo? No, ma assolutamente no. Allora, guarda, Cosa te lo fa, oggi pensare? tra le varie cose, siccome poi presentiamo due amici veramente, che durante la settimana mi hanno detto veniamo solamente se procuri le frittole e il prosecco. Allora oggi in più abbiamo il prosecco ovviamente firmato Pascià, eccolo qua, siccome 3 bottiglie spero che bastino e ci sono le frittole là. Voi mi sono dimenticato il crodino per te. Che tu bevi. No, qua ci vuole veramente alcol di quello denaturato, presente allora, per scaldarci. Possiamo parlare di questo? Sì, ma vogliamo dire perché c'è questo freddo qui oggi? Perché c'è freddo? Perché quando è arrivato Marco, un ospite di oggi, ha detto ecco come fai a tenerti bello giovane, perché qua c'è fresco, ti metti in congelatore. Beh, assolutamente. Ma no, perché non bastava l'alcol, no? Perché tu dici per mantenere l'alcol serve per tenere la linea. La tartaruga. La mia perfetta linea, esatto, friulana. Mentre il fresco per le rughe? Fresco per le rughe, ecco, benissimo. E funziona però, devo dire che si mantiene in perfetta forma ed è sempre più giovane. Soprattutto una ruga in particolare è sempre freschissima. A proposito è sempre più giovane, qualcuno è invecchiato? Omar settimana ha fatto scorsa. Omar ha fatto gli anni 29, quindi un applauso a Omar e buon compleanno Omar. Ecco. E il 30? Grazie. Non so, io sono andato dal 29 al 31. C'è anche il 30 in mezzo? C'è anche il 30, caro mio. C'è anche il 30 Omar? Certo, caro. Chissà chi. Chissà chi lo lo Bosco, infatti, il 30. E happy birthday anche a GP, dai, che l'anno scorso ha fatto gli anni. Va bene, grazie. Allora, un pomeriggio meno caotico del solito perché quest'oggi non gioca la Serie D in quanto la Serie D è ferma perché sta per cominciare il torneo di Viareggio. iniziare il torneo di Viareggio, dunque di conseguenza la Serie D è presente con una propria rappresentativa al torneo di Viareggio e questo ha impedito, tra parentesi, insomma, di giocare il campionato a ranghi, come si dice, si rischiava di giocare a ranghi ridotti e dunque con la selezione della Serie D Under 20, se non ricordo male, è impegnata al torneo di Viareggio nella Coppa Carnevale che è un vero e proprio mondialito per quanto riguarda le categorie primavera. Va bene, nel frattempo si sta giocando il classico Lions Time di Serie A, è contento il nostro carissimo ospite perché il Sassuolo le sta dando di santa ragione all'Inter in quanto al momento siamo al 36esimo del secondo tempo e il Sassuolo è in vantaggio per 2-0. Allora andiamo a vedere chi sono gli ospiti, quelli che sono arrivati, vediamo se li azzecchi. Speriamo, perché questa è una prova molto dura. Anche perché tu sei andata a letto alle 6 stamattina. Anch'io, ma no, lavoravo. Tu, non io, tu sei andata a letto alle 6, io no. Io mi sono alzato alle 6. Tu sei alzato alle 6 che l'avevo vista, infatti. Beh, dai, ci alterniamo. Che poi Gemma è andata a letto alle 6, non è detto che è andata a dormire alle 6, che è tutta un'altra cagata questa. Sì, è tutto un altro discorso. Esatto, quindi chissà che ora ti sei addormentata. È vero anche questo, prima ho mangiato. Mi sono fatta la colazione con latte caldo e l'avena e poi sono andata a dormire. È un bel cannolo siciliano, sono convinto. No? Bello, pieno di cremina calda, no? Nemmeno. Scusate ragazzi, qua è sempre così, non vi preoccupate. Cosa c'è di male? Scusami, il cannolo siciliano cosa ha dentro? Crema, credo, no? Sì. Ecco. Ma non calda. Ma secondo se lo mangi appena fatto, no, le cose appena fatte sono calde, no? Cominciamo benissimo, Gemma! Andiamo avanti, sorvoliamo. Allora, andiamo con gli ospiti. Luca Bellux, chitarrista. Benissimo, buon pomeriggio, grazie di essere venuta. Anna Morson, cantante. Buon pomeriggio, Anna. Buon pomeriggio. Poi, aiuto. Eccoci, sapevo io. Andrea Fedrigo,
Sì, giocatore del Datsun Pasha. esatto. E poi un carissimo amico nostro che è... Luca Girardi, Sì. sempre capitano del Datsun Pasha. Che sono, ricordiamolo, i campioni d'Italia. Poi vedremo, no? Quindi un applauso. Abbiamo in Friuli i campioni d'Italia dei dart. Ecco, nel frattempo, scusate, ci accorciato le fermiamo, distanze l'Inter con Icardi, che sta anche già Se- perché c'è sta menando un difensore del Sì, Sassuolo, no? che tra l'altro c'è stato un clamoroso errore difensivo del Sassuolo perché c'è stato un retropassaggio sciagurato di un difensore verso il portiere. Icardi era lì da solo, ha preso la palla, ha superato il portiere e l'ha messa dentro. E continuano a Poi menarsi stranamente Icardi, allegramente. come al solito, ha cominciato a fare un po' di sceneggiata e si è beccato il cartellino giallo. Lui è Sansone, tra l'altro. Ecco. Ripetiamo, Anche, siamo... anche tutti i filistei o solo Sansone ha beccato Tutti i il giallo? filistei, Anche tutti i filistei, benissimo. mancano adesso 6 minuti più recupero, 2-1 per il Sassuolo. Forse se la può ancora fare, no Marco? Ecco, rivediamo che Marco, quindi passaggio sciagurato proprio. presentiamo proprio Marco, no? Marco Spinato, fotografo e organizzatore di eventi. Di eventi. Buon pomeriggio Marco e poi una E donna poi splendida, una donna splendida. bellissima. Gliel'ho detto anche dietro le quinte, ma questa donna è bellissima. È bellissima. Eppure ha i capelli corti, perché di solito io dico. Ecco, di solito sono dei cessi, quelli con i capelli corti, lei invece è bellissima. Grazie. E invece grazie. faccio azione. Grazie. Elide De Marco, anche lei PR, organizzatrice di eventi per il Fuori Tutto e lo Spin Caffè di Azzano Decimo. Perfetto, Ciao. naturalmente parleremo di tutte le serate, soprattutto di una bellissima che ci sarà non sabato questo, il 7, ma il sabato 14. Il 14, sì. So ancora fare 7 più 7, 14 alla metà, guarda che sono bravo, Si Gemma, colpa Il giorno di Liere. San Valentino. Violentino. di che cos'è? 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 Esatto, cos'è? Festa, festa. Oh, ma Festa. cos'è San Valentino? Ma è una festa, come tutte le altre. Vabbè. Gemma, La festa del cioccolato. E la dei festa del fioriti. cioccolato. Sì, allora io so che oggi non c'è la Serie D, No. però a parte il fatto che i nostri inviati dei campi dell'eccellenza sono tutti a farsi Cosa? i cavolacci propri evidentemente, no, c'è una persona che io chiamo sempre per prima perché porta sempre bene sia a noi che anche a lui, direttamente dal carnevale di Fontanafredda c'è Benissimo. Maurizio Mazzon. Maurizio Mazzon, allora buon pomeriggio dal carnevale di Fontanafredda. Come stai Maurizio? Bene, grazie, bene. Senti, com'è la formazione dei carri questo pomeriggio? Hai i nomi? No, purtroppo no, perché sono a casa sotto dalle partite questa mattina del centro giovanile qua del Fondo della Fredda e adesso sono a casa. Ho capito. Ma più tardi vai a partecipare, vai a farti un giro a Fontanafredda o te ne stai a casa a vederti la Juve con l'Udinese? No, sto a casa della Juve con l'Udinese, sperando che mi allegri un po' di più la giornata perché sto vedendo anche l'Inter col Sassuolo e mi sembra che non allegri proprio niente. Beh, dopo noi abbiamo in anteprima il calcio d'inizio di Udinese Juventus, visto che arbitra Gervasoni. Non so se l'hai già visto perché l'ha pubblicata mi sembra anche la Gazzetta dello Sport. Hai visto il calcio d'inizio? No, Non ancora l'hai visto? no. Beh, se ti sintonizzi magari più tardi fai un break tra, anche perché comunque c'è uno stop, no? Tra il lunchtime e la partita. Abbiamo preso proprio dal web l'anteprima del calcio d'inizio di Poi è la nuova Udinese regola, tra Juventus. l'altro Maurizio, se non sai, da questa domenica la federazione ha cambiato leggermente il regolamento solo contro l'Udinese. Ah sì? Sì, è un regolamento Cioè, un fatto espulso a apposta. partita? No. Non si batte più il calcio d'inizio, ma si va direttamente a fare un'altra cosa. Esatto, che faremo naturalmente noi vedere. vedremo tra poco. Ecco, Esatto. l'esclusiva è solo per noi, neanche Sky ce l'ha. Allora Maurizio, senti, dunque il Fontanafredda quindi molto bene domenica scorsa, anticipiamo domenica prossima, con chi giocate e come sarà la partita? Noi anticiperemo molto probabilmente il sabato perché Belluno ha chiesto l'anticipo, resta da vedere un attimo solo se la federazione toglie il discorso delle porte chiuse di Belluno perché ha avuto dei problemi 2 domeniche fa in casa col Tamai e allora può darsi che se devono giocare a porte chiuse si giochi la domenica, ma se non dovessero giocare a porte chiuse si gioca sabato. Ho capito? Boh, al limite ci teniamo in contatto perché se gioca sabato sicuramente passo a vederla, d'accordo? Va bene, d'accordo. Perfetto, d'accordo. grazie Maurizio Mazzon da Fontanafredda, anzi dal Carnevale di A tutti Fontanafredda, voi. importantissimo. Arrivederci A a tutti domenica voi, a prossima tutti o a voi. sabato, insomma, quando si saprà qualcosa della federazione, di cosa decide, che poi doveva essere tra di noi Antonello Gherardi che ho chiamato al telefono, lui arriva sempre come le fighette con un quarto d'ora di ritardo, no? Che è una prima donna. Esatto. Le donne arrivano sempre in ritardo. Però- Addirittura è arrivato dopo
bellezza che ho appena visto passare nei nostri studi. Sì, è arrivato anche altri amici che adesso infatti si accomoderanno, perché adesso facciamo il gioco delle sedie, di solito lo facciamo fuori onda, invece adesso lo facciamo in onda, così perché sapete che noi non siamo una roba seria. Gemma, avete qualcosa da dire? Mettiamo la musichetta e cambiano sedie. Tu devi già fare il ping oggi per la pubblicità, quindi ne hai già di tue. Sì. O puoi fare anche la musichetta del cambio sedie? Sì, certo, facciamo tutto quanto. No, volevo dirti che adesso ho scoperto, perché ad esempio il nostro Robby Visentin non ci rispondeva, perché le partite iniziano alle 3, alle quindi 15, lui con sì. calma sta andando, sì, pensavo fosse in aeroporto. Starà organizzando la cucina, no? Dello stadio di Certo. Falcone. No, perché di solito quando lo chiamo senti sempre tamburi sotto, casino, silenzio, proprio silenzissimo. E adesso ho capito perché. Ma dov'è? Adesso è in macchina, tra un po' ci quindi- chiamerà tra un po' lui, ci chiamerà, con ok. calma, sì, con Ok, calma. perfetto, va bene. Allora, abbiamo finito di presentare gli ospiti? Sì. Sì. E allora vediamo. Presentiamo quelli nuovi? Vediamo. No. Beh, adesso li facciamo entrare perché poi non ho capito. Vabbè, un attimino presentiamo la giornata di Serie A. Omar, naturalmente con la schermata che la regia Sì, gentilmente ci iniziando manda tra in l'altro con onda. le partite di ieri, perché è importante ricordare anche i due anticipi di ieri. Allora, Genoa-Fiorentina 1-1 e Roma-Empoli 1-1 giocate ieri. Da sottolineare in Roma-Empoli ancora una volta un aiutino arbitrale a favore dei giallorossi, ed è il terzo consecutivo che viene data una spintarella, diciamo, a favore della formazione Ma giallorossa. perché sottilizzare adesso, dai? Insomma, io Sottilizzi, no, perché quando succede, tu sai benissimo che a me piace sottolineare questo per un semplice motivo, che quando succede alla Juventus tutti gli danno contro, quando succedono in particolare a quelli sotto la linea gotica nessuno dice niente. Allora sotto la linea gotica hanno cominciato, tra la linea Gustav e la linea gotica, hanno cominciato a fare Roma città aperta e di conseguenza anche Napoli, per anche esempio, Napoli città abbastanza. aperta ultimamente. Allora sta di fatto che qualche spintarella c'è a favore Ecco. della formazione. Nel frattempo si menano allegramente a Tanto ci Sassuolo, sono a Reggio cazzo di- Emilia di stanno- nuovo, sta volando ancora per- Sansone, attenzione. Sansone E e tutti i suoi È filistei il si nome, stanno il menando, nome. ecco, una bella rissa in centro, belle, sono scene e educative poi tra l'altro per i attenzione, ragazzini il bello è che non è nato tutto da una cosa inutile, perché Sansone è andato addosso a un dirigente dell'Inter su un'azione espulso infatti. e da lì è venuto fuori un parapiglia ed è stato espulso. Esatto. Rosso diretto, tra l'altro, non è che era già ammonito, però non è doppia ammonizione, ma è rosso diretto. Quindi in ha questo un caso. giallo e un rosso. Sì, ha un giallo Quindi e un rosso. arancione, insomma. Sì, dai. verde. Non era adesso rosso di dire- sera, C'è il scusa. semaforo che è dato verde. Ecco. Omar, non era rosso di sera una volta? Rosso diretto, Sì, è un altro sì, detto sì. questo? Scusa, so che Bene, Marco... non sono arrivati tutti gli ospiti e ne sta già mandando via. No, so che Marco vuole dire qualcosa, prego Marco. No, meglio di no. Meglio di no, perfetto, prego. Cioè, è arrivato un messaggio che dice: che belle ospiti donne oggi, bellissime. Mi tocca andare più spesso allo Spin Caffè. Din don. Allora, Firmato Mauro. allora senti, ci giochiamo la carta del video di Elida adesso o più tardi? aspetta, perché Ho visto ho che è arrivato stavamo- questo coso, perché stavamo- lei pensa che io non ho fatto robe. Aspetta, perché c'è durante un la video. settimana. Tu non preoccuparti, Oh, abbiamo un un video molto collegamento. compromettente. Prego Gemma. Ho un collegamento perché c'è il nostro Daniel che è efficientissimo da San Esatto. Vito, che è lì bello pronto per raccontarci della partita di oggi. Che? San Vitese Virtus Corno. Hai letto, E maledetta. beh certo, mica lo so a Ma avevi memoria. al telefono, l'avevi. E allora da San Vito a Tagliamento, o meglio, da quella ridente frazione che è Prodolone, Daniel per San Vitese e Virtus Corno, a te la linea. Oh, sembrava- Buongiorno a tutti. Eh, Siamo in collegamento qua dal comunale di San Vito. Oggi si disputa la partita tra San Vitese e Virtus Corno e speriamo la Virtus è sopra di 3 punti e speriamo di agganciarla Sì. e poi la domenica prossima superarla per poter avvicinarsi a una salvezza più presto possibile. Ecco, diciamo che in questo momento in classifica voi siete proprio a pari punti nella zona dei play-out, ma per differenza reti, finisse oggi il campionato, voi sareste salvi. Rigore per il Sassuolo. Rigore per il Sassuolo, scusa Daniel. Ok, posso E forse anche espulsione, sì, infatti ti E anche confermo. espulsione se ti interessa. Dovrebbe essere Juan Isla? Jesus. Juan Jesus. No. No? No, scusa, Juan Jesus. anche perché di domenica tu non puoi buttare fuori uno che si chiama Sì, Juan appunto. Jesus, è domenica, lo puoi fare di sabato o di lunedì, ma non di domenica, no, non è bello. No. Zippi. Suppo. Non si può dire. Dopo questo. È domenica. Allora Daniel, No, no, prosegui l'espulso con la non tua è vero. cronaca perché tanto qua saranno un paio d'ore penso a calciare questo rigore. Prego. 3-1. Ok, speriamo oggi diciamo che la San Vitese speriamo che porti a casa questi 3 punti. Ti fermo Grazie perché Sì, attenzione, va Sì. Berardi, Berardi. scusa sul dischetto, siamo al secondo dei 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Ripetiamo che il Sassuolo sta conducendo sull'Inter per 2-1. Berardi, se segna, probabilmente chiude ogni discorso per questo match.
ci sarà poi sicuramente ulteriore recupero perché Sì, si è chiaro. perso più di un minuto tra discussione e cosa. Parte Berardi, il tiro, gol. Gol. Dunque Sassuolo 3, Inter 1, Berardi sul calcio di rigore e tutte e due le squadre, ricordiamo, stanno giocando in 10. inferiorità numerica. Ecco, Mancini se la ride, non so. Andiamo a casa? Mi è finito. Ma voi che sappiamo? No, anche no. Anche no. Noi- Forse meglio. come c'era Meglio, che ogni domenica la teniamo in ballo, no? La Anche vecchia sì. pubblicità della Stock che diceva la tua squadra ha vinto, brinda con Stock, la tua squadra ha perso, consolati con Stock. Quindi sì, in quindi- tutti i casi si beve. Perfetto. vabbè. Adesso Daniel puoi andare. Ok, no, dicevo, per noi cugini milanisti il 3-1 del Sassuolo fa solo che piacere. Beh, ma tanto siete messi esattamente male come l'Inter, non è che c'è tanto da ridere, voglio dire, no? Sì, però dai, fa piacere che l'Inter Diciamo che perda, quest'anno ecco. le milanesi viaggiano a braccetto. Sì. ecco. Pensa che la somma, sì. la somma dei punti delle milanesi non fa i punti della Juve, è eccezionale. Sì, sì. Che simpatico che sei, oh, ma sei spettacolare. Lui si se mi è dimentica permesso che la- Anche se gli aiutini invece vanno oltre la Juve, gli aiutini che ha avuto soprattutto il Milan. Frecciatina da classico gobbo juventino, è questa. No, guarda che io sono Gobbo Furlano, udinese, a me della Juve non me ne frega Sì, niente, no. anzi ribadisco che abbiamo l'anteprima tra poco del calcio d'inizio di Udinese Juventus, ovviamente non l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo presa dal web, ma tanti non leggono i giornali, non vanno su web, Certo. quindi è bello, perché è molto bello farla vedere. Certo. Allora, la San Vitesse come si presenta in campo quest'oggi, Daniel? La San Vitesse non ha ancora le formazioni, però c'è una grande assenza a nostro favore, la punta del Virtus Corno di Av, che è l'ex della San Vitesse, che è capocannoniere dell'eccellenza, è squalificato, a noi fa solo anche qua piacere. Bene. Perfetto, Ok. allora naturalmente linee aperte con San Vito Tagliamento, col Comunale di Prodolone per questa importantissima partita che vede appunto lo scontro diretto San Vitese Virtus Corno. Ricordiamo che il Virtus Corno ha vinto 3 domeniche fa la Coppa Italia dei dilettanti del Friuli Venezia Per quanto Giulia, riguarda la categoria eccellenza. categoria eccellenza. Perfetto, grazie Daniel. Grazie a voi. Ciao. Ci Senti, vediamo io andrei a dopo. chiudere anche il programma della Serie A perché Prego. ci siamo interrotti. Allora, oltre a quelle partite, ripetiamo, abbiamo detto ieri, oggi seguiremo per voi chiaramente Udinese-Juventus, ci sarà il commento mio e probabilmente anche dell'ospite in arrivo Se non arriva, perché, se arriva, insomma, male che vada, qualcuno dice che forse si fa meglio da soli che con la doppia coppia, però insomma sta di fatto che oggi va di moda anche il bordocampista e noi avremo il bordocampista bordocampista. in studio. Allora, dopo Udinese-Juventus seguiremo nel pomeriggio Atalanta-Cagliari, Cesena-Lazio, Chievo-Napoli, Palermo-Verona, Torino-Sampdoria. Chiude il programma questa sera alle 20:45 Milan e Parma. Ecco, io vorrei sapere, no, Eva? La Gemma sta beccando l'appuntamento di stasera al telefono, lì da 10 No, minuti che sta sta- parlando al secondo me telefono. sta organizzando l'appuntamento per San Valentino. È un Per po' San miciata, Valentino, è si un sta po' portando miciata. avanti, sta organizzando... Adesso ascoltiamo così sappiamo dove va e possiamo fare un bello scherzo. Vedi, se Enrico fosse furbo ci aprirebbe il microfono e sentiremo in diretta tutto quello che sta dicendo la Mannaggia. Gemma. No, Mannaggia. vabbè, niente. E per la prossima volta. Allora, io direi, sono le 14:20, di ascoltare il primo pezzo musicale di Luca e Anna, vi ho preso alla sprovvista e questo è bello di noi. E così dopo anticipiamo un po' la pubblicità, facciamo entrare gli ulteriori ospiti in studio. E che cosa ci cantate, ragazzi? Iniziamo con Pink, Con Pink? Ecco, prego. Razor Glass. Come scusa? Razor Glass. Your Glass. Oh, sono il furlano. Che in friulano vuol dire riscul glass. Esatto, il riso con ghiaccio. Perfetto. Data è finita a Reggio Emilia, Sassuolo batte Inter 3-1. Benissimo, Luca e Anna, prego, anzi Anna e Luca, prego. Right, turn on the light. We're gonna lose our mind tonight. What's the deal? Oh, I love it's all too much. 5 a.m. to the radio up. Where's the rock and roll? Body crasher and his snatcher. Call me up if you want gangsta. Don't be fancy, just get dancing. Why you so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right way, all my underdogs. We will never be anything but loud. And nitty-gritty, dirty little freaks. Won't you come and raise your glass? Just come and raise your glass.
understand we should just freak out. Can't stop coming out, I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, Danny snatcher. Call me up if you want gangsta. Don't be fancy, just get dancing. Why you so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right way, all my underdogs. We will never be anything but loud. I need a greater, dirty little freaks. Won't you come and raise your glass? Just come and raise your glass for me. Bravissimi! Allora, dovete sapere che loro li ho invitati tramite il nostro grandissimo amico Dennis Biasin. Lui mi ha detto, ti mando per la prima domenica 2 ragazzi bravissimi, che appunto sono Luca, anzi Anna e Luca, acoustic duo. E devo dire che, vabbè, Dennis è un gran musicista, ma devo dire che aveva ancora proprio ragione. Ancora un applauso per Anna e Luca. Avremo occasione naturalmente durante queste ulteriori 2 ore e 40. No, 2 ore e 40. No, quanto cacchio manca? Sì, 2 ore e 40. È l'idea, ancora 2 ore e 40. Stavo dicendo. Tu non sai cosa ti sta per succedere. Prego. Ho una domanda per i musicisti. Prego. Siete amici? Siete in coppia? Siamo in coppia. Ecco, fanno tutto insieme, cantano, suonano, Sai dormono. perché ho visto lei come guardava lui durante la canzone, ho detto questi qua si C'era amano, una cioè certa solo si vedeva sintonia, l'amore. Ma guarda che anch'io la guardavo così, ma lei non mi guardava. Era lo sguardo di lei che diceva tutto. Ma che poi siete giovanissimi. Quanti anni avete, ragazzi? 17 io. Mamma mia, 18. siete Sì, bravi. perché tu guidi, quindi per forza, a meno che non è qualche deroga particolare. Gemma. Sono arrivati un po' di messaggi. C'è Bruno di Conegliano che dice: Elide, sei meravigliosa. Grazie. Mi sa che prenderò casa vicino allo Allora, Big aspetta, Caffè, Big Love. come si chiama l'amico di Conegliano? Bruno. Allora Bruno, fermo lì perché abbiamo, ribadisco, un video molto compromettente su Elide De Marco che insomma spiegherà tante cose, quindi Bruno stai lì fermo. Vediamo se vorrei ecco. ancora vivere Tra vicino a poco lo lei. vediamo. Mi sto spaventando. sai perché? Ma ne hai di che donde? Prego. Ciao GP e ciao a tutto lo studio dal Bottegon. Ciao ragazzi, ciao Salvito. GP, ti ricordo che hai un prosecco in sospeso, uno solo, che strano. No, non ho capito. Eh. Ah no, ma queste sono di loro 2, vero? Mi dimenticavo. Se ne avanza uno, va No, 3. Hanno chiesto loro 3 bottiglie oggi pomeriggio e ne hanno portate 3. E le frittole che sono là dietro. Ancora se non per vi credete Elide. andiamo su Facebook e vi faccio vedere il messaggio di Marco Spinato. Prego. Un altro messaggio per Elide. Sarai anche carina, ma Marco rimane il migliore. A posto. Questi qua deve essere uno della compagnia Briscola nostra Sì, che, beh, che si stanno divertendo, no? Non lo so, perché a me arrivano le faccine su WhatsApp e non so chi siano. No, non vabbè, sono dopo mi giri il catalogati. numero vediamo chi è. Dopo controllo. Ancora un altro messaggio dice: GP, ciao, salutami Luca Girardi e Super Boccia. Complimenti anche per il titolo al Dart Team Pasha by Omar dei The Big Alpaca. Alpaca vuol dire alpaca? Cioè, o alpaca è il lama, no, alpaca. No, pensavo all'alpaca. Cioè, Sul logo del bar c'è il lama. No, pensavo che fosse l'alpaca, la pacca proprio che ti prendi al bar, no? No. Violenza. Beh, comunque puoi salutarli tu perché sono qua, naturalmente grazie a tutti gli amici. Ci siamo dimenticati di giocare, che è gravissimo, perché poi Silvano è che poi è la prima volta che non ci interrompe Gemma. Sì, infatti, tra perché l'altro. sì, ripetiamo che oggi Approfittiamo, cominciano alle 15. Allora andiamo a fare il nostro gioco Lumpardoi, naturalmente Andiamo. Lumper 2. Comenzamos. Claro. Vamos. Allora, dovete indovinare i risultati finali delle 2 partite che si giocano oggi, tra cui Torino-Sampdoria e Udinese-Juventus. Benissimo. Se indovinate vi portate a casa ben 6 bottiglie. 3 ad etichetta Pasha, Tutte 6. Ma adesso vediamo di che vini sono. Dai, raccontami. No, ti Sì, prego, sì, ma sì, sono dai. cambiati. Esatto, sono cambiate, ma non te l'ho detto. Mi mette in difficoltà. Quindi Allora, queste qua ce l'avevamo anche domenica Montepulciano dello Bruno. No, semmai era quello di Belluno sto giro, no, invece sono 3 di Merlot 3 di Merlot. e quelle 3 vedi che sono cambiate. Sono 3 bianchi. Sì, 3 bianchi. Mettiamola così. 3 bianchi Non complicarmi la vita. e 3 di Friulano, sono le 9 bottiglie del Pascià naturalmente. Allora 3 bottiglie di Furlan e 3 bottiglie di Merlot. Siamo passati dall'Abruzzo al Friuli. Diamogli il nome come si chiama. Friulano ce l'ha imposto la Comunità Sì. Europea. Tokai. Vabbè, infatti Io lo chiamo Tokai. Sulla bottiglia ha messo il nome Tai, che è quello che si può usare in Friuli al posto di Tokai. Ecco. Ed è bene, Merlot. Tokai.
Quindi queste sono le partite, ripetiamolo ancora, giocate perché domenica scorsa ha vinto Marica, la modella che avevamo in studio, ha vinto lei. Se le portate a casa le bottiglie? Devo portargliela, ha detto che vuole che le porto io a casa È personalmente. una scusante perché vorresti andare Non tu è a vero. trovarla. Guarda, c'è Lorei che tra poco avremo ospite anche lei in studio, era anche lei qua che ha detto perché voglio conoscere i suoi cani. Allora siccome lei sa i suoi che a me cani? piacciono i cani, mi ha detto portami a casa le bottiglie. Pensa purtroppo. adesso. Ciao, La salutiamo scusante. Marica se ci sta guardando. Io direi che possiamo vedere, prima di andare in pubblicità, come comincerà Udinese-Juventus, perché noi siamo avanti. Allora, adesso vediamo il calcio d'inizio di questo pomeriggio di Udinese-Juventus. Ricordiamo che arbitra Gervasoni. Ecco qua il calcio d'inizio. Questo è il calcio d'inizio di Udinese-Juventus. Vedete, non perdiamo tempo, giustamente. Partiamo direttamente da un calcio di rigore per la Juve e così la risolviamo facile la partita. Questa qua, prego Elide. No, niente. È bellissima, questa è la ripresa ieri anche tanti quotidiani, tra cui la Gazzetta dello Sport. Mi sembra che se la siano inventata gli amici di Udinese Discount. No, Udinese Amore Mio, mi sembra che è un gruppo su Facebook, ha fatto il giro. Però mi sembra che anche lui ha fatto una roba simile. Ah sì? Comunque è sempre opera, che questo qua poi un rigore mi sembra di 3 anni fa, Omar, no? Sì, è una roba vecchia questa. Sì. Del La 2000. Juve giocava ancora con la maglia rosa in trasferta, vedi? Sì, adesso mi ricordo chi era in porta, mi sembra comunque sia Andanovic in porta. No, mi sembra che sia Berkic, No, un po' più grande. Vabbè, comunque è Ah difficile. no, questa è la partita, quella famosa partita di campionato che c'era Berkic in porta che è stato espulso subito dopo. Ah sì, all'inizio. sì, esatto, sì, quindi 2 anni fa, che era la seconda di campionato, la prima o la seconda. Sì, esatto. sì. Sì, che E era- devo dire che anche se siete invecchiati la memoria funziona ancora, E non solo la memoria. Nel frattempo Sky ci avvisa che che sta succedendo. Non so, è partito il segnale. Benissimo, e allora ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco tutti i collegamenti con i campi naturalmente dell'eccellenza. Ricordiamolo per il fatto che si gioca il torneo di Viareggio, la Serie D quest'oggi osserva un turno di riposo, seguiremo insieme Cagliari-Juventus, naturalmente tutta l'eccellenza. E soprattutto seguiremo anche Atalanta-Udinese. Perché Atalanta? Perché tu hai detto Cagliari-Juventus, Cagliari-Juventus. noi seguiremo Vabbè. Atalanta. Sì, no. Buonasera. Meno male che la memoria funziona. Sei andato Chi a è dormire? che ha fatto alle 6 di mattina? E sei quello che è Lui. andato a dormire presto. Lui mi sa. No, io presto. 8 e mezza. vedo. 8 e mezza alla casa. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La
la soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Sì, abbiamo scoperto chi era. Bene signori, siamo rientrati. Ecco, è la sua sorella, non si sa di cosa. Ci hanno raggiunto anche altri ospiti Sì. nel frattempo. Non li conosciamo, se li presenti perché Ok. non li ho mai visti. Iniziamo con Lorraine, presentatrice, organizzatrice di eventi. Buon pomeriggio Lorraine. Poi passiamo a Pier Giorgio Grizzo, giornalista, scrittore e ideatore del calendario Le Pordenonesi e Le Udinesi Udinesi. e tante altre bellissime cose. Grazie. Tra cui Buongiorno. buongiorno. Grazie per l'invito. Grazie a te di aver partecipato. E poi passiamo ad un'altra bellezza. Devo dire, Omar si siede sempre in posizioni tattico-tecniche. Come Ho in detto, mezzo a sono due appena- bellezze Scusa, sempre. sono appena rientrato da un rally, chiaramente mi metto in mancherebbe mezzo. altro. Sì, Ci ha mancherebbe le ombrelline, no? No, ma al rally ci sono le ombrelline, no? No, oggi c'era da mettere il telo. più Le che tende un- canadesi al limite, al rally. Scusa, ci sono. ma dai capelli di Omar sembra più da un rave che da un rally. Ti posso garantire che Maurizio non può parlare, ma Maurizio non può, perché non può parlare? non può parlare, Se ma vuoi ti vado può, vicino io col ti microfono da può Maurizio, garantire che è stata una mattinata molto movimentata. Sì, anche perché non era poi questo gran bel tempo, no? Sì, no, beh, Neanche quel gran caldo. ha iniziato con il sole, la gara alle 8:10 per la precisione, è partita alle 8:10 da Teor, dalla zona industriale di Teor e si è conclusa poi nel comune di Varmo. 10 km, verrà ripetuto, sono 40 piloti in gara, sono 10 km di percorso, tutto interamente insterrato, bellissimo percorso, va detto, molto divertente. Tanto abbiamo beccato anche 2 incidenti, per fortuna niente di grave, però 2 bei cappottamenti. Stavamo scendendo dalla macchina nella seconda posizione, mentre una macchina ha fatto un triplo salto carpiato. Benissimo. Per Beh, poco, insomma, comunque l'importante niente è che di non siamo grave. fatti No, male. alla fine niente di grave, comunque è lo spettacolo anche del rally è questo. Poi lo vivi sullo sterrato. Dicevo, sono 4 volte il percorso verrà ripetuto, l'ultima manche parte alle 15, si concluderà intorno alle 16:15, poi da lì i piloti andranno a Palmanova dove ci saranno poi le varie premiazioni e via dicendo. Nel Comunque un frattempo bellissimo non abbiamo percorso. presentato Non abbiamo questa presentato bellissima esatto. ragazza, ecco. Chiara Bortolus. Buon modella, pomeriggio se Chiara, stessa. che lei poi ha vinto la prima tappa del concorso Star of the Year. È lei che ha vinto? No, Non ha è vinto una arrivata solo fascia. fascia. Sì, sì, Esatto, perché ha vinto Alessia Malisani, mi sembra. No, la prima tappa del Sì. Salone di quest'anno ha vinto la Veronica. Veronica, ah sì, la Veronica. Alessia è arrivata seconda e lei terza. Ma no, non è primo, secondo e terza, no? Sono varie fasce. Ci sono 4 fasce. Ecco, boh, ne parliamo dopo, tanto abbiamo parecchio tempo. Gemma, Vabbè, volevo dire appunto anche a Lorraine che porta sempre bellissime ragazze.
po' di uomini senza pancera, no? Perché le ragazze sono belle con la fascia e gli uomini tutti con la pancera. Porta un Io ragazzo condivido con la e fascia, appoggio via. Ci Gemma sto sempre. provando Gemma, però c'è Giovanni che non vuole. Immaginavo, chissà perché. No, veramente, allora lei ci sta provando, Si ma sente adesso in competizione. è il solito problema come con Renzo, no? Daniel Luzzi, che saluto ovviamente, un carissimo amico. Il problema è che quando loro sanno che i ragazzi che li invita, che presento io, dicono cosa veniamo a fare? Cioè, se Ma tu li guardo io, così li guarda bello, Eva. così atletico, Brava, eccetera, Eva, no? scusa. Vabbè. C'è sempre solidarietà femminile. Sì, fra me. perfetto. Gemma. Allora, devo dire che Elide e Marco hanno un sacco di fan, un nutrito gruppo di fan. Allora, questo messaggio che è arrivato per loro dice Elide e Spinatino. Questo mi piace. I migliori da Anna. Indovinate il cognome? Quella che manca qua oggi. Esatto. Anna Veneziano che stamattina guardava Sailor Moon in televisione con 38 Grande. di febbre. Ciao Anna. Ciao Anna. Poi c'è un altro messaggio da parte di Mauro, dice mezza Italia sta aspettando il video di Elide, forza Elide, questa sera ti porto fuori a cena, tieniti pronta. Elide, hai già un invito a cena, benissimo. No, allora, noi dobbiamo tenere un po' il pubblico, no, sulle spine perché fa parte del gioco televisivo, non possiamo sparare tutte le cartucce, anche perché, voglio dire, guardate l'età che ho, non ne ho moltissime di cartucce e quindi dobbiamo tenere un attimino, come si dice, la suspense, si diceva una volta, un termine molto anni 80, periodo da cui provengo io ovviamente, e quindi teniamo un po' sulle spine il gioco con Elide e con Marco. No, non sono nato negli anni 80, io ero giovane negli anni 80, 1880 ovviamente. Allora, oggi come dicevo, la Serie D è ferma, vediamo che cosa succede in eccellenza, andando a vedere naturalmente quello che è il cartellone, ricordiamo, della 19ª giornata. La seconda di ritorno, ricordiamo che le partite cominciano alle 15, giocata ieri come vedete Viesna ISM Gradisca 1-1, questo pomeriggio invece a partire dalle 15 avremo Chions Charlis Muzzane, Corderos Gemonese, Manzanese Lumignasco, Oltre Zaule, San Vitese Virtus Corno, Tombezza Torre e UFM Monfalcone 13°. Vediamo anche la classifica dopo che il Vesna ha pareggiato, vedete che il Vesna, la classifica non è aggiornata, il Vesna è andato a 36 punti, scusate, la redazione di Pordenone sono un branco di rimbambiti. Va bene, allora vedete la situazione, dopo la vittoria domenica scorsa del Monfalcone e il pareggio di Charlis Muzzane, vabbè, è cambiato di poco, 44 punti il Monfalcone, 42 Charlis Muzzane, il Vesna a 36, il Cordenons a 35 e come diceva Omar la settimana scorsa, dal 13° in poi è tutta una lotta per non retrocedere, vero Omar? Sì, perché abbiamo, se non vedo male, perché abbiamo lo schermo in 4/3, dunque 18 punti se non ricordo male la terzultima, sì. Dal 21 che non è la San Vitese coinvolta, ma è la squadra sotto. No, ma il Zaule, io prendo riferimento Zaule, Rabuiese e ISM Gradisca, prendo riferimento. Quelle due squadre che sono le due terzultime. Dunque sono 18 punti, fino al 13° 26, dunque hai 8 punti dove tutto è possibile. Tutto è possibile, effettivamente. Fate salve in questo appunto momento, le prime... in questo momento sono fuori tranquille, sono Cordenons e Vesna che ormai il suo campionato l'hanno fatto, gli manca praticamente 4 punti per salvarsi. Sì. Charlis Muzzane e Monfalcone fanno il campionato per conto loro, però dal 13° fino al Zaule Rabuiese, tutto, anche il Torre se non ricordo male, è tutto in gioco. Perché qua veramente si vede male, il Torre ha 11 punti, magari il Torre deve un po' più difficoltoso, però da Zaule Rabuiese fino al 13° il campionato sono 6 punti e dunque tutto aperto. Bene, quindi questa seguiremo appunto con i nostri collegamenti a partire dalle 15, magari qualche collegamento precedente questo turno 19°, ripetiamolo, dell'eccellenza, che collegamenti naturalmente dalla capolista, da Monfalcone. Il Monfalcone quest'oggi gioca col 13°, una partita non facilissima, ma già domenica scorsa il Monfalcone ha fatto vedere con la Manzanese che arrivava da una serie di partite utili non indifferente, che insomma è lo squadrone da battere, diciamo la Juventus dell'eccellenza, ecco, se così possiamo fare un paragone tra i vari mi alzo un attimo in diretta perché abbiamo una comunicazione di servizio da Pordenone. Ecco, comunicazione di servizio da Pordenone, ecco, Omar se ne va benissimo. Nel frattempo io chiedo una cosa a Luca e Anna. Prima avete cantato Raise Your Glass, che traducendo significa alziamo il bicchiere, no? Benissimo, Ecco. Avete scelto apposta perché sapevate che venivate qua, ecco, secondo me. Una canzone tipicamente friulana che si è cantata in inglese, vero? Ecco.
ecco. Il tema è stato questo. Probabilmente era la scritta, l'autore o Pink è passata in Friuli, no? Ha fatto un paio di aperitivi, ha incontrato Marco Elide in giro per Pordenone, ha detto raise your glass, vero Marco? Che poi anche è una gran gnocca Pink, tra parentesi, sì, non è da buttare via, nonostante la sua età non è più una ragazzina, no? Gemma? Sì, allora tu sai che oggi c'è una delle partite che seguiamo dell'eccellenza, è Chions e Charlie Smuzzane. Tu sai che c'è il mio grande amore Fabio Campagnol, che però non è andato a vedere. E allora io ho pensato, sarà uscito con la fidanzata la domenica tanto. No, sta seguendo un'altra partita di calcio, cioè il calcio fino proprio nelle ossa. E allora gli ho detto, beh, raccontami che partita, voglio sapere se è vero che sei un'altra partita. L'ho in collegamento, adesso lo sentiamo. Allora, non sappiamo da dove, ma abbiamo per il Charlie Smuzzane Fabio Campagnol, che in realtà non segue il Charlie Smuzzane, ma Fabio cosa segui? Buon pomeriggio a tutti e rinnovo gli auguri a Omar intanto. Bravo. Fatto benissimo. Stiamo andando oltre confine a seguire una lotta nel fango. Può valere come partita? Una roba nel fango, cos'è? Una lotta nel fango. Una lotta nel fango? Interessante No. questa cosa. Sto andando a seguire Pertegada Orpeto. Che è seconda? È in seconda categoria. L'allenatore del Pertegada, il mio carissimo amico Simone Cristin. Ho capito. Sono accompagnato da un altro caro amico, il dottor Claudio Paiaro, e quindi oggi abbiamo deciso di andare a vedere questa partita. Certo, benissimo. Poi vi spiegherò un'altra volta, più avanti vi spiegherò perché vado a vedere questa partita in realtà, ma comunque adesso accettate questa... Sì, magari starai seguendo qualche giocatore per la tua società, insomma. Non ho sentito, c'era un po' di disturbo. Dicevo che magari starai seguendo, vai a seguire qualche giocatore che può tornare utile la prossima stagione, che naturalmente farete in Serie D, per il Charlie Smuzzane. Ho sentito solo Serie D, Giovanni, e con la mano sinistra, come sai, con la destra tengo il telefono. Quindi in questo momento non sta guidando nessuno, perché tu hai tolto le mani dal volante. Benissimo. Va bene Fabio, grazie. Naturalmente se vuoi aggiornarci anche di questo... Voi, buon pomeriggio. Grazie a te, se vuoi aggiornarci di Pertegada, non mi ricordo l'altra squadra, Pertegada? Porpetto. Beh, di Castellone. Va bene. Perfetto, grazie. Grazie Fabio. A voi. Allora, rilanciamo il gioco, perché vogliamo che un sacco di gente giochi con noi, anche perché poi io prendo e me ne vado a Casarsa, perché tu sai che verso quest'ora io vado a Casarsa. Lo so che mi lasciano a un certo punto, sì. che non ce la fai più. Vabbè, ma vuoi mettere con cosa? Smetti! Con la Chiara, voglio dire, c'è tutta un'altra cosa, no? Allora, ok, oggi giocano Torino e Sampdoria, Udinese e Juventus. no, oggi giocano per il nostro gioco, perché Per il giocano nostro gioco, un sacco di sì. squadre, ecco. E se indovinate il risultato di queste partite, vi portate a casa 6 bottiglie. 3 di Tokai, l'etichetta Pascià, e 3 di Merlot. Perfetto, E vai, ce l'ho le fatta! bottiglie no, benissimo. E allora io direi che andiamo a vedere le quote, perché soprattutto sono molto belle le quote di Udinese Juventus, eccezionali. Facciamo giocare le nostre ospiti. Magari... No, allora intanto sentono le quote e poi giocano, no? Come facciamo sempre. Loro adesso si informano con le quote, perché Torino Sampdoria insomma è un po' così. È molto bella seguire le quote di Udinese Juventus, soprattutto il pareggio, la vittoria dell'Udinese. Non voglio dirvi niente, me ne vado a Casarsa perché l'ho viste prima. Vediamo cosa ci Io dice. saluto Chiara. Ciao Chiara. Beh, io vado a vedere adesso Chiara. Ci vediamo tra poco, io me ne vado a Casarsa. A tra poco. Guarda che bel ciuffetto che mi hai messo. È pure rosa, è pure fuschia. Fucsia e paglia. Fuschia e paglia. Buon pomeriggio. Buongiorno. Ciao da Casarsa. Qua, là, non so. Decidi tu quale. Storpio gli occhi. Così vedo tutti e due. Buongiorno. E allora, una bella giornatina di pioggia ovviamente. Qua a Casarsa, oggi che è domenica 1 febbraio, piove. No, ma ha messo bello, a dir la verità. Ma sai che a Casarsa è tipo Fantozzi? Sì, no, è vero, soprattutto quando si parla di sagra. Il periodo lì. Lì piove vino però. Magari, sarebbe bien così. Come è passata la settimana? Bene. Mi sto preparando psicologicamente. Vai in vacanza? No. Cosa succede? La prossima settimana io sarò apparecchiata. Cioè, a proposito... Tutti a cena da Chiara che è apparecchiata. Niente. Prego. Può passare anche davanti, non c'è problema. Allora, ecco, vai tranquillo.
Eccoci, passa un nostro amico. Allora Chiara, tu sei la donna qua al Capascià, no? Quella è la famosa donna. Ah, ok, ora me la spieghi. Ecco. Perché spiega? Cioè, lei in pratica è l'esperta, come vedete, delle scommesse e quindi ci sono Posso leggere i fogli, yeah! no, ci sono i terminali, no? E lei fa tutto. Sì. Poi sai che una volta quando gli operai erano in catena di montaggio, no? Arrivavano a casa e continuavano a fare le stesse cose. Quindi, quando arrivi a casa la sera dal tuo fidanzato, Dell'occhio. intendevo... No. No. No, è una cosa che si ferma a livello qua. Quando esco io non ho più problemi. Non è che vai lì... No. Può confermare. Un giorno lo chiamiamo qua una domenica pomeriggio. Gioca a calcio? Giocava. Giocava. Dove giocava? Nel Cordenons. Cavolo, è una bella società, eh? Sta andando molto bene l'eccellenza, come tu ben sai. Perché non c'è più lui per quello. Come si chiama? No, meglio che non lo dico. Il nome basta. Riccardo. Ciao Riccardo, vedi È il portiere, ti lui. ama tantissimo e ti stima. Tantissimo. Allora, le partite di oggi pomeriggio sono due partite molto interessanti, soprattutto una che riguarda noi. No, e attenzione alle quote. Per ultima perché potrebbe, non si sa mai che ne cambino, in 5 minuti mi cambi in peggio. In peggio, sì, come domenica scorsa. Allora, comincia tu con quale? Sono due, comincia con una delle due. Allora iniziamo con Torino-Sampdoria. Cominciamo lisci. Lontano da noi. Allora, vittoria per il Torino 2-15. Quindi pareggio 3-15, quindi na. E vittoria della Sampdoria 3-60. Quindi diciamo una partita abbastanza equilibrata, no? Sì. Ecco. Bon, però comunque sono abbastanza comunque alte. Non come le partite, la partita successiva, bellissima, fantasticerrima. Che speriamo. Sono già disperato io. Allora, la vittoria dell'Udinese. No, diciamolo, Udinese-Juventus. Udinese-Juventus. Facciamo il contrario che è meglio, cominciamo dal 2, va? Allora, Udinese-Juventus. Segno 2, cioè vince la Juve ad Udine. La Juventus 1,45 e voi direte. Sì, vabbè. Che ho perso qualcosa. Io non lo so. E voi direte, scontato, cioè, chi se ne frega. Anche perché noi abbiamo visto prima, in anteprima, il calcio d'inizio. Che credo l'abbiano già fatto vedere anche i ragazzi. Leggermente la linea di metacampo, un po' di là. Se non l'avete già vista ve la facciamo vedere tra poco. Pareggio a 4. Già. Questo dovrebbe, se siete esperti di quote come me, già il pareggio vi deve far capire cosa può essere il 2, no? Sì, non è che arriviamo come domenica scorsa a Juventus-Chievo, ma 8 pappine ce le prendiamo tutte, secondo me. Cioè, tu vuoi dire che la vittoria dell'Udinese è data a 8? C'è da aggiungere qualcosa, stendiamo un velo pietoso. Quindi la cosa è essere sempre fedoli, mi raccomando. Fedoli al cuore bianco-nero. Beh, aspetta, quello esatto. E sperare che finalmente si riesca a vincere dopo tanti anni con la Juve. Quindi la Juve gioca in rosa. Non si sa, sai che adesso cambiano maglie come cambiare i calzetti, anche i colori, no? Ah sì? Quindi sì, non lo so. È la Juve che deve cambiare. È la Juve che dovrebbe cambiare maglia, ma non si sa, anche lì sono accordi tra società. Sì, esatto, potrebbe uscire anche l'Udinese. No, speriamo, ma mi sembra che quest'anno non abbia più la maglia arancione l'Udinese perché portava una sfiga mai vista. Mi sembra che non sia più. Sì, abbastanza. È l'arancione. Vabbè, quindi questo è il gioco 1x2, un tardoi di questa domenica 1 febbraio. Che cosa si vince se indovinate tutti e due i segni? Allora, attenzione, chi ha vinto questa settimana? Nessuno ha azzeccato, che non era difficilissimo. Ma devi azzeccare tutte e due? Ah no, ha vinto la ragazza in studio, la Marica ha vinto. Ah boh, dai. Sì, tutte e due deve azzeccare. Lei ha azzeccato sia la vittoria della Juve, che non era difficilissima da azzeccare, ma ha azzeccato la vittoria del Torino a Milano con l'Inter. È questa che è stata brava, vedi? E quindi la Marica ha vinto il gioco. Degli spettatori a casa non ha vinto nessuno, purtroppo. Male.
Allora, è cambiato qualcosa nella vittoria, no? Nei premi, già domenica scorsa, ma i nostri amici non lo sanno forse ancora, allora. Le solite 3 bottiglie di Chardonnay, che quelle ve le beccate in ogni caso, perché sono quelle. E poi è cambiato il rosso, Merlot e non più il Montepulciano. Niente Montepulciano, si va di Merlot. Beh, meglio di qua. Siamo di qua noi. Furlanati, duri. Di Salutiamo anche gli amici che si vedono dal Veneto e anche in streaming. Davvero? Direi di sì. Pensa che sulla pagina Facebook abbiamo 15 mi piace da Santo Domingo. Cavolo! Ciao da Santo Domingo! Anzi, fortunati voi! Quindi ci guardano anche da Santo Domingo. Va bene, allora per questa domenica 1 febbraio è tutto. Noi ci vediamo qui al Pascià a Casarsa dopo la fine della trasmissione con Lucia e Laura. Non c'è Lucia, non c'è Laura. Con Lucia e Chiara. Non fa ridere. No, Laura la mattina, io mi sbaglio sempre, Valentina e Laura sono la mattina. Invece sei tu e la Lucia, la Chiara e la Lucia è il pomeriggio. Quindi ci vediamo qui, voi continuate naturalmente là. Io me ne torno a Udine. Ciao. Saremo volentieri qua con te. Mi spiace. C'è tocca tosta. Ciao. Che male. Sì, oggi male però. Nella serie, hai presente? L'altra volta era benissimo. Come si chiamano? I fichi d'India. Amici! Quelli. Qualcosa del genere. Bene. Vivendo l'otto dell'Udinese. Bene, devo dire che mi sto affezionando anche a Chiaretta, La prossima Chiaretta. volta mi ci devi portare. Chiara, Che venga lei al posto tuo, secondo me Gemma sarebbe contenta. Se viene Chiara al mio posto? Eh sì. No, Vero Gemma? Ma anche io sarei contento a stare al Pascià a Casarsa che c'è la Lucia, sinceramente, no? Anche Lucia, sì, non scherza proprio niente. Allora, da Chiara a Chiara, facciamo giocare Chiara Bortolus, che è una esperta di calcio, no? Perché Chiara, tu segui tantissimo i campionati di calcio. Chi è il tuo giocatore preferito, Chiara? Ah, bella domanda. Spara un nome. Messi. Messi, benissimo! Dai. Modesta. No, anche perché lei è altissima, Messi è alto così, no? Quindi è anche una bella coppia. È la famosa L. No, vabbè, andiamo avanti. Allora, i pronostici di Chiara del nostro gioco 1x2, magari ti porta a casa tu le bottiglie di vino come è successo a Marica, ovviamente te le porto a casa io perché c'è la consegna a domicilio. Allora, Torino-Sampdoria. Devi dire 1x o 2, 1 vince Torino, x Sampdoria, 2, no, x pareggio e 2 la Sampdoria. X quindi pareggio, segna, tu ricordati a fine puntata. E Udinese Juventus, beh questa è abbastanza facile. 2. Perfetto, puoi andare, grazie di essere venuta, sei stata molto gentile. Gemma! Scusa GP, io ho un inviato che non abbiamo sentito spesso, solo ogni tanto perché lui è impegnatissimo oltre a seguire le partite. Sì. Lui si chiama Claudio Schiavo e seguirà Tolmezzo Torre e tra l'altro mi ha anche già invitato a cena, quindi sono particolarmente felice di presentarlo. Benissimo. La parola a lui. Allora Claudio, se vuoi c'è anche Elide che sta cercando di uscire a cena con qualcuno. Vuoi uscire con Gemma e Elide insieme? Votiamo tutti, non c'è Benissimo, perfetto. Allora, Claudio, intanto buon pomeriggio e benvenuto con noi l'altra domenica. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, una partita molto importante per il Tolmezzo questo pomeriggio, vero? Perché in caso di vittoria diciamo che prendereste una bella boccata d'ossigeno, no, in classifica. Sì, ma io sono del Torre, quindi speriamo di benissimo, vincere col scusami Torre. Claudio, perdonami. Ma è uguale, col Torre sarebbe uguale, no? Perché insomma riuscireste come dire, a rinvigorire un po' la classifica. Sì, è una partita impegnativa per noi contro una certo. squadra comunque in salute e speriamo di fare un buon risultato perché invertirebbe il trend di punteggio rispetto all'andata, che all'andata avevamo fatto 4 punti a questa partita, adesso ne abbiamo 4 uguali, sì. Bisogna cambiare andazzo, se no il nostro destino diciamo è quasi segnato, insomma. Ma nella politica del Torre, che è una società, ricordiamolo, una società che fa parte della città di Pordenone, perché Torre è una frazione, quindi già l'eccellenza, vero Claudio, è una categoria molto molto interessante per voi. In realtà voi avete alle spalle un settore giovanile molto interessante, vero?
come Sì, torna? abbiamo un settore giovanile di circa 200 ragazzi, Esatto. per noi quest'anno aver raggiunto l'eccellenza comunque è un risultato storico per la nostra società. Noi cerchiamo di affrontarla sempre con l'impegno giusto e con la dignità giusta, avendo anche tanti giovani del nostro settore giovanile in squadra, però ci teniamo anche a far bene, perché comunque raggiungere un obiettivo che potrebbe essere la salvezza serve veramente la ciliegina sulla torta sulla nostra società. Ecco, ricordiamo che l'anno scorso tra Paresi Torre è andato su diretto in eccellenza, non play out o play off o quant'altro, vero? No, l'anno scorso siamo andati su diretti, Esatto. quest'anno speriamo di salvarci diretti, non attraverso i play-out. Certo. Claudio, io ti ringrazio, scusami la gaffe di prima e naturalmente figurati. durante la partita se ci darai informazioni sul risultato. Com'è il tempo a Tolmezzo? C'è neve? No? No, il tempo è un bel freddo, bello asciutto, siamo circondati da un panorama bellissimo, e giochiamo sul campo sintetico perché il campo principale è completamente innevato, però diciamo che si sta bene, dai, non è quel freddo proprio glaciale. Benissimo. Adesso tocca ai protagonisti in campo far scaldare il pubblico presente. Buona Benissimo. giornata. Grazie Claudio, ci sentiamo più tardi, grazie ancora. Dunque, stanno per cominciare tutte le partite, sia quelle di Serie A che di eccellenza, e allora io direi che è il momento di Anna e Luca, Luca e Anna. Anna, Luca, Luna. C'è un'altra canzone che riguarda il bere, perché noi siamo friulani, ci piace, non so, avete in repertorio qualcosa? No, basta. No, adesso l'anima vola, Dai. dai. Canzone difficilissima. Sì, Complimenti. speriamo. Allora, l'anima vola, Anna e Marco, grazie. L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me tra la gente. Sì che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, per sempre. Un bacio è come il vento quando arriva piano, però muove tutto quanto. È un'anima forte che non ha paura quando ti cerca soltanto perché lei ti vuole ancora. Se ti cerca soltanto perché l'anima osa, è lei che si perde, poi si ritrova. E come balla quando si accorge che sei lì a guardarla. Un bacio è come il vento quando arriva piano, però muove tutto quanto. È un'anima forte che non ha paura quando ti cerca soltanto perché lei ti vuole ancora. E se ti cerca soltanto perché l'anima vola, mica si perde. L'anima vola, non si nasconde. L'anima vola, cosa le serve? L'anima vola, mica si spegne. Bravissimi! Io mi scuso per primo, ho detto Anna e Marco, perché Anna e Marco è una famosissima canzone di
No, dovevamo dire loro, no? Vabbè, scusami Luca, naturalmente, cosa vuoi? Dall'amietta, cosa vuoi? Sono carinissimi, sono carinissimi, Sì, io mi proprio- sono commossa. Poi Anna hai una voce splendida, complimenti. Sì, perché veramente. cantare Elisa penso che sia una delle cantanti più difficili, no? Vero? Ma poi con una naturalezza, veramente bravissima. Ascolta, ma una delle tue cantanti preferiti qual è, Anna? Oddio. Beh, diciamo delle attuali, cioè, chi è che ti piace di più ascoltare, magari cantare le sue canzoni, cioè, che magari ti diverte di più, solo Elisa o c'è qualche altra grande No, beh, cantante? Elisa mi piace. Sì, l'ha capito. Oddio, non so. Per ascoltare un po' di tutto. Non so, Giorgia, Sì, Irene sì. Grandi, cioè, sono abbastanza cantanti italiane, sì. no? Emma ti piace? No. Meglio Checco dei Modà, vero? Chissà come mai. Beh, gran bel vedere. Di gran bella voce volevo dire, Checco dei Modà. Vabbè, non importa se non è alto, ha un visetto bellissimo. Concordi? Vabbè. Benissimo. Allora, salutiamo un attimo un po' di amici che ci scrivono. Sì. Un saluto dal Cesare. Scusate, ma sono tutto bloccato. Dovevo essere qui con noi, doveva essere lui, Scusa, Maurizio. ma sono qui che vi guardo. Allora, Cesare, io ho fatto il pieno di bottiglie per te, guarda, ce ne sono 4 qua, 6 Non ti là. preoccupare, Tu pensa Antonello. quante me ne devo bere io con sti due disgraziati qua Che oggi per colpa tua. sacrificio, accidenti. Poi c'è un pazzo che si chiama Alessio, pazzo nel senso buono, Sì. che ci ha mandato una foto e dice: indovina cosa sto guardando? Un saluto a tutti, ovviamente fotografata la trasmissione l'altra domenica. Ah, che bello, grazie. Sì, grazie. carino. Buon pomeriggio. Poi un altro messaggio dice: dopo la dipendenza da cassette e da Bifid, anche Telepordenone. Lo sarà? Chissà. Grandi Marco Elide, Ecco. dai Ciapai Mal. Ciapai Mal è un bel gruppo, direi. Ciapai Mal, famoso. Sì. Bello, no? Sì. Poi salutiamo anche gli amici che ci stanno mandando i loro risultati Sì. per il nostro 1x2 Esatto. e invece adesso in collegamento torna dopo un po' che chissà dove era sparita la nostra Martina per parlarci del rugby. Ah sì, adesso mettiamo a posto le cose. Martina Forgiarini, buon pomeriggio non da Tarvisio, ma da Treviso, perché quest'oggi si gioca la terza partita della Pool 2 che appunto vede i Ruggers Treviso contro Rugby Udine 1928, ma questo va in secondo piano. Dove eri finita, Martina? Eccoci qua, buon pomeriggio. Buon sono pomeriggio per le mancata per un palle. paio Dove eri di finita? domeniche. Dove eri finita queste due Ero- domeniche? Guarda, lo studio ha avuto la priorità per queste domeniche. Lo studio è moro o Purtroppo. biondo? Allora, dimmi, scusami che non vi sento molto bene. Meglio. Pronto? Sì, prego Martina, raccontaci un po' di questa partita, dai. Eccoci, allora oggi la Serie A gioca a Treviso, si scontra contro il Tarvisium, mentre io oggi sono insieme alle ragazze, alle Badgers, oggi siamo con il rugby femminile che finalmente gioca sui campi di Udine, hanno appena, per la quarta giornata del campionato di Coppa Italia femminile, siamo sui campi dell'Udine, hanno appena giocato le Valchirie che sono la squadra di Tarvisio contro le Duchesse, la squadra invece di Gemona. Le Badgers, la squadra della Rugby Udine, si stanno scaldando, dovrebbero entrare tra pochi minuti in campo e vi aggiorniamo presto sui risultati. Perfetto, grazie Martina, ci sentiamo più Grazie a tardi. voi. Allora se la regia magari becchiamo Alessandro o Franco per vedere quello che succede invece a Treviso. No, perché Franco mi ha detto, scusami, non te l'ho detto in privato, diciamo. Ho detto Franco, no, oggi voglio che seguiamo la squadra femminile. Vai, tu E chiama, va comunque, bene. chiama comunque Sandro e vediamo che cosa succede a Treviso, perché è importante seguire dopo 2 sconfitte consecutive cosa succede. Bene, Omar fa segno di vittoria, non so a cosa si riferisca, è in vantaggio l'Udinese? No. Abbiamo risolto un problema tecnico, va bene, perfetto. Allora io direi, visto che l'abbiamo risolto là, bisogna risolverlo qua, ci fermiamo perché intanto in Serie A sono cominciati i primi tempi anche in eccellenza. Ci vediamo tra poco, c'è la pubblicità. E Antonello, ma che fine ha fatto? Antonello tirapacchi mai visto. Ci vediamo tra poco e stappiamo intanto? Direi di sì. Direi di sì, benissimo. Allora ci vediamo tra poco, magari ancora un po' più allegri. A tra poco.
Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi! In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 euro. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria!
Ecco signori, siamo rientrati, scusate un attimino il ritardo, abbiamo avuto un problema. Uno. Problemino. Abbiamo tutti quei problemi. I nostri ospiti si sono divertiti troppo a bere. Questo pomeriggio abbiamo un sacco di problemi, ci scusiamo naturalmente se abbiamo fatto questo buco, ma succede quando si è in diretta, la prima volta che capita in 2 anni. È sparita una bottiglia, quindi una è già seccata, l'amico Silvano sarà contento di tutto ciò. Stiamo cercando di risolvere dei problemi tecnici, come dicevamo. Nel frattempo sono cominciate le partite sia in Serie A che in eccellenza. Gemma, c'è qualche risultato cambiato perché quest'oggi essendoci l'eccellenza? Sì, guarda, è successo già un delirio. Mi ha chiamato il mio nuovo amico Claudio Schiavo e mi ha detto: guarda, siamo venuti in gita perché Tolmezzo ha segnato 2 gol e noi siamo a 0. Così, pim pum pam. Mentre adesso andiamo a Chions per Chions Charlins Muzzane, dove per noi c'è Giampaolo Sut. E allora Giampaolo, buon pomeriggio e benvenuto un'altra domenica. Buongiorno anche a voi. 13° minuto, che ancora 0-0 invece tra Chions e Charlins Muzzane. Charlins Muzzane che praticamente ha messo subito in chiaro quali sono i suoi intenti odierni, è partito effettivamente alla grande. Chions si sta praticamente adesso difendendo nella propria metà campo, anche se non ha corso effettivamente seri pericoli. Sicuramente il Charlins vuole fare punti come punti vuole farli Chions, perché il Charlins vuole rimanere attaccato alla vetta classifica ai 2 punti che gli mancano dal UFM, mentre il Chions sicuramente oggi può fare punti per tirarsi fuori da quelle posizioni di centro classifica che forse gli competono di più. Allora, sono promozioni che sono scese in campo oggi nel signor Ret di Udine. Il Charlins si schiera con il numero 1 Peressini, 2 Borsetta, 3 Brichese, 4 Muras, 5 Visentin, 6 Sant'Andrea, 7 Sager, 8 Battistini, 9 Fabro, 10 Monti, 11 Cavaliere. Il Chions purtroppo ha abbondantemente rimaneggiato oggi per la contemporanea squalifica di Dina Dai Candussi, 2 centrali difensivi, più manca anche Bravet per infortunio. Comunque vi do l'informazione del Chions: numero 1 Peruc, 2 Colibali, 3 Strasiotto, 4 Pighin, 5 Favro, 6 Bizzicchi, 7 Alberti, 8 Micheli, 9 Paccioli, 10 Zusso e 11 Verrillo. Vi ripeto il risultato ancora 0-0 qui a Chions. Perfetto, grazie mille, bellissimo collegamento, ci sentiamo naturalmente se succede qualcosa. Grazie Giampaolo. Ricordiamo la partita Chions Charlins Muzzane. Cosa stai facendo, Omar? Stai provando con la penna? Davanti alla telecamera? Oggi è un delirio qua dentro, come a livello tecnico, Gemma. Andiamo allora dove c'è un altro delirio, dove ci sono i più casinisti di tutti i Ma tanto è a dieta, l'uomo è a dieta. Vabbè, ma io sento sotto i tamburi, il delirio, sai che lì hanno la fanfara dei bersaglieri. Pubblico, sì, tutto hanno lì. Esatto. C'è il nostro Robby Visentin, mister terzo tempo, che ci informerà sulla partita UFM Monfalcone 13°. Benissimo, allora una partita importantissima. Buon pomeriggio Robby naturalmente. Ciao, buon pomeriggio a voi. Io scommetto come è andata la festa l'altra sera? Come scusa? Come è andata la festa l'altra sera? No, veramente era una manifestazione di teatro, è stata una bellissima serata. No, ma dalla tua voce mi sembra che sei ancora a dieta. No. Hai smesso la dieta? Mai incominciata neanche. Ah no, perché mi avevi detto che non bevevi più. Ecco, nel frattempo Omar Costantini fa vedere sulla tua che è un bel vede. False tendenziose messe in giro a parte. No, non è vero. Non è vero. Sono un po' raffreddato, già me la tiro avanti da qualche giorno, ecco, però a parte questo sto bene. Ecco, allora intanto com'è il risultato dopo un quarto d'ora più o meno del primo tempo? Il risultato è 0-0, ci hanno annullato un gol, però probabilmente anche in maniera corretta, perché il calcio di punizione di Acampora, la difesa è salita in tempo e quindi ha lasciato il nostro giocatore in fuori gioco. Partita sostanzialmente giocata a centrocampo, abbiamo avuto appunto a questa occasione un'altra occasione con Godes, però l'arbitro ha fischiato fallo di punizione contraria. Niente, per il resto stiamo giocando sul campo decisamente pesante, però sì, immagino. Perfetto, naturalmente se è tutto Robby, la linea è aperta per tutti gli aggiornamenti per questa importantissima partita. Perfetto, grazie. Va bene, a dopo, grazie a voi. Grazie Roberto. No, nel frattempo qua davanti sta succedendo, davanti a noi sta succedendo di tutto ed è bellissimo.
Ecco, adesso è impossibile raggiungere Windows Screen. Vado avanti. Allora, abbiamo i campioni d'Italia, perché finalmente c'è una squadra campioni d'Italia, perché non è vero che in Friuli non si vince mai un cazzo, no? Delle regioni più vittoriose. Più vittoriose per quanto riguarda i darts, ovvero le freccette. Ecco, e allora raccontaci perché naturalmente Luca Girardi, che è il capitano della squadra, già nostro ospite del Pascià Dart Team, Dart Team Pascià, vabbè, campione d'Italia, ma di una categoria che mi dicevi, la Serie A. La Serie A? Che è la elettronica. Elettronica, la più alta, sì. Ecco, raccontaci che differenza c'è rispetto alle altre categorie. Beh, cambiano il tipo di chiusure, ci sono la categoria A dove noi dobbiamo chiudere soltanto con il doppio, il quadratino esterno del bersaglio, dopo c'è la categoria B che può chiudere con il doppio e il triplo, che sono i due quadratini, quello esterno e quello centrale, e poi c'è l'amatori che chiude con il numero singolo. Ho capito. E basta. Cioè non ho capito niente, ma questo magari per la gente che... Non so, facciamo un esempio, 6,40 in Serie A devi chiuderlo solo con il 20 doppio. Cioè con quelli più difficili, con quelli più esterni, che esterni. sono anche più stretti, no? Esatto, rispetto a quelli centrali. Se sei in Serie B e hai 60 lo puoi chiudere col 20 triplo, che è il settore centrale, oppure con un 20 doppio. Ho capito. Se invece sei in Serie amatori puoi tirare 320 singoli e chiudi la partita. Ho capito, cioè in pratica più vai su di categorie più diventano più piccoli. Esatto. Ti fermo perché c'è la Gemma che non so cosa stia facendo là. Sì, visto che tu non vuoi seguire il rugby femminile, non ti basta, allora andiamo anche a seguire quello maschile. Beh, c'è il nostro Sandro. C'è Sandro che abbiamo portato fortuna, vediamo se magari ha già fatto una meta a Treviso. Sandro, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi, è finito il primo tempo, in vantaggio il Tarvisio per 11-5. Abbiamo prima segnato noi e poi non abbiamo sfruttato una certa superiorità e loro sono stati più concreti e siamo 11-5. Comunque la partita è aperta, i nostri stanno giocando finalmente, la mischia tiene, il Tarvisio è una gran bella squadra, quindi è una partita, comunque l'importante è che sia una partita tirata, equilibrata e giocata bene da entrambe le squadre, quindi un bello spettacolo, ecco, direi. Ma allora, dopo le prime due partite, due sconfitte per la Rugby Udine, che si trova, mi sembra, ultima in classifica un punto, come ci dicevi domenica scorsa, vero Sandro? Sì. Ecco, sì, ma diciamo, qual è l'obiettivo della società per questa Pool 2? No, beh, l'obiettivo è giocare, tanto questa Pool siamo già salvi e questo era lo scopo di quest'anno, era guadagnare la salvezza. La salvezza l'abbiamo guadagnata, tutto quello che viene è buono, giochiamo, cerchiamo di migliorare e se verrà qualche vittoria saremo felici, diversamente lo stesso. L'importante è che la squadra giochi, oggi sta giocando contro una bella squadra, insomma. Perfetto Sandro, allora ci sentiamo per noi non... Ci sentiamo più tardi? Sì, naturalmente ci sentiamo nel corso del secondo tempo, grazie naturalmente di questo collegamento. Sappiamo che tanti amici che seguono la Rugby Udine seguono noi perché siamo gli unici a dare risultati in tempo reale e quindi di questo ci fa molto piacere. Allora, continuiamo a giocare perché dobbiamo rinnovare fino alle 16 il gioco, naturalmente sempre l'1x2 che si vincono queste 6 bottiglie qua davanti che vedete che sono... 3 Thai e 3 Ineris. Ineris, all'El Merlotto. Al Merlotto e il Thai. Ecco. Allora, le partite sono Torino-Sampdoria e Udinese-Juventus. Facile da indovinare, soprattutto la seconda, vista le quote che c'è la Chiara, perché l'Udinese è data la vittoria a 8, il pareggio a 4, mi sembra di ricordare, e la vittoria della Juve a 1, cioè proprio della serie partita vinta in partenza. Invece Torino-Sampdoria diciamo un po' più difficile perché le quote sono abbastanza ravvicinate, si parte da un 2 rotti per la vittoria del Torino a 3 rotti per la... Benissimo! scusatemi, vabbè, andiamo. Peccato non avere qua la telecamera, no? Per far vedere cosa è comparso sullo schermo. Oggi è una giornata così. Sì, oggi è una giornata un po'... Diciamo che è il brutto tempo che è fuori, si ripercuote si sente in studio su di noi. Il decoder che ha detto il decoder ci ha lasciato, stiamo cercando di contattare in altra maniera la partita che dovremmo seguire, che naturalmente seguiremo al momento. Mi sembra che è ancora 0-0, no? Udinese Juventus. Strano che sia 0-0 per 20 minuti. Nessun rigore ancora? No? Giovanni, il Napoli vince 1-0. Benissimo, Napoli 1. L'Atalanta 1-0 vince. Sì. Palermo-Verona 1-1 e Torino-Sandoria 1-0.
1-0. Benissimo, ci aggiorna Luca Girardi, perfetto, assunto per la prossima domenica. Gemma. Per quanto riguarda l'eccellenza, oltre, andiamo nel paese di Oltre, dove c'è anche la squadra avversaria che è Zaule, dove per noi c'è Franco Tuliak, perché ha cambiato il risultato. Andiamo a Faedis. Franco, buon pomeriggio e benvenuto l'altra domenica. Buon pomeriggio anche a voi. Siamo in quel di Faedis con la neve a 100 metri da noi. Che bello! Come vedete il tempo influisce anche qui. Comunque noi siamo caldi perché 5 minuti fa, il 18esimo esattamente, è stato la nostra new entry, Merichini, un ragazzo che oggi esordisce in eccellenza, veramente ha esordito già la settimana scorsa ma gli ultimi 5 minuti. Oggi è partito titolare e su un corner ha inzuccato e ha portato lo Zaule in vantaggio per 1-0. Adesso il gioco è fermo perché dopo tanti calcioni che i Viola hanno ricevuto, come si dice, dente per dente, hanno cominciato a scalciare anche i nostri ragazzi di Zaule e c'è un ragazzo dell'Oltre a terra, ma niente di grave, si riprenderà subito. Comunque siamo al 24esimo, 1-0 per lo Zaule, vi saluto. Grazie Franco, ci sentiamo più tardi naturalmente per ulteriori ragguagli riguardo alla partita. Allora, in eccellenza al momento siamo, come diceva Franco, più o meno sul 20esimo, pochi minuti in più, solamente due partite hanno cambiato il risultato, ossia da Faedis abbiamo sentito Franco Oltre 0, Zaule 1, e invece a Tolmezzo, boom boom all'inizio partita, Tolmezzo 2, Torre 0. Tutte le altre partite dell'eccellenza sono sullo 0-0, le partite invece della Serie A ce le ha dette Luca, adesso vediamo se magari... Ci sono degli aggiornamenti, comunque, sì. Allora abbiamo il pareggio tra Palermo e Verona 1-1 in questo momento. Poi il Napoli sta vincendo a Verona per 1-0, come ci ha confermato il nostro amico, e l'Atalanta sta conoscendo 1-0 con il Cagliari. E il Torino in vantaggio con la Samp. Torino in vantaggio con la Samp, esatto. Gemma. Anche per l'eccellenza ci ha appena chiamato Roby, che avevamo appena sentito, per informarci che hanno segnato il primo gol. Quindi UFM Monfalcone 13esimo 1-0. Gli ho detto guarda, al secondo gol ti faccio parlare perché... Perché se no non può essere sempre in onda. Sì, perché effettivamente quest'anno Monfalcone ogni partita fa una scarica di gol e quindi voglio dire anche questo è il motivo. Dunque allora ha pareggiato intanto il Chievo Verona. Bene, quindi 1-1 Chievo Napoli. Ricapitoliamo tutta la Serie A per cortesia. Sì, allora Atalanta Cagliari 1-0. Cesena Lazio è ferma ancora sullo 0-0. Chievo Napoli 1-1. Palermo Verona ancora 1-1 e Torino Sampdoria 1-0. Udinese Juventus, ricordo, è ferma ancora sullo 0-0. Bene, allora benissimo, l'Udinese sta tenendo dunque con la, ma sto ascoltando tutto il calcio minuto per minuto. Alla vecchia, ecco. La vecchia radio non tradisce mai. No, ecco. Quelle funzionano sempre. Ecco, dunque, nel frattempo è arrivata anche Iaia, che tra poco si siederà insieme a noi qua, è una bellissima donna, anche lei, chissà come mai, no? Tutte sempre strano, belle... vero? Strano, no? Mi ecco. ricollego al discorso di Gemma che dice sempre donne, ma io un maschio. Ecco, quindi là c'è una bella donna, io vado vicino a un'altra bellissima ragazza, perché è il loro momento, e allora... Quale sarà la prossima canzone? Un po' di country. Un po' di country, bene, perché so che lei... Hai il cappello? Ti ho vista che balla country, Ti ho beccata anche là. Però le mancano gli stivaloni e il cappello. Peccato. Se sapevamo come facevano country, magari ci facevate tu e Marco un balletto con te. Sicuro, perché so che Marco è un provetto ballerino di country. Proprio quello giusto. Dopo 4-5 bicchieri, però. Quanti ne hai bevuti fino adesso? Uno solo. A Cittafiena prima? Uno solo. La birra. La birra, e allora quella è acqua minerale. E allora, che canzone ci fate? Wagon Wheel. Di? Darius Rucker. Quiz. Prego. Head down south on a land off the pines and some of my way to North Carolina. Staring out the road, pray to God I see headlights. I made it on the coast in 17 hours when I pick me a book on a dogwood flower. And I'm an open for island, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey,
Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, 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 mama, rock me. Riding from the gold up in New England, I was born to be a fiddler in an old-time string band. My baby plays the guitar, I pick up banjo now. I'm no country where the ski together me down. Lost my money playing poker, so I had to me down. But I ain't turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, 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 mama, rock me, rock me. Bravissimi! Bene. Siamo multitasking io e Marco e Omar oggi pomeriggio. Intanto da segnalare il raddoppio del Torino, dunque Torino 2, Sampdoria 0, gol su calcio di rigore di Quagliarella. Di grande Quaglia. Quindi in questo caso, lei che è espertissima, il segno Torino-Sampdoria è al momento 2-0 per il Torino, quindi si vince segnando... Segnando 1. Brava! Brava Chiara! Ok, allora io direi che ci fermiamo perché stiamo cercando di ripristinare tutto qua dentro, è un delirio e ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità, a tra poco. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza.
Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Buon pomeriggio ragazzi, adesso in studio è arrivata un'altra bellissima ragazza. Proprio, guarda, io l'ho vista entrare. Bella gioia di GP. Porca miseria. La presentiamo? Si chiama Yaya Kane, è giusto? Esatto. Buon O Yaya, pomeriggio. alla francese avete l'accento anche voi sulla è una parola tronca. Yaya Kane. Kane proprio. Yaya Kane. Kane? Esatto. Che c'era un giocatore una volta si chiama Kane, ma tu che sei la storia del calcio? Prego. Ecco. È che stavo ascoltando no. Nel frattempo siamo riusciti a ripristinare il collegamento con l'Udine, finalmente la partita Udinese. Allora va detto, Giovanni, se permetti, che la partita è una bellissima partita, stanno almeno raccontando anche la radio, ma sto seguendo anche lo streaming tramite Twitter, un Udinese che sta mettendo in chiara difficoltà la Juventus, e devo dire che mentre eravamo in pubblicità c'è stato un bellissimo dribbling di Allan, un tunnel perfetto ai danni di Pogba. Bellissima azione, Pogba praticamente ha steso e ha rischiato il cartellino. Bene, Gemma. Sì, a proposito appunto mi volevo ricollegare all'ennesima bella ragazza che è arrivata in studio oggi. C'è un amico che si chiama Michele e dice buona domenica a tutti, soprattutto alle quaglie in studio. Non so se le quaglie intende le ragazze o intende... C'è qualcuno che si chiama Quaglia qua? Non mi sembra, no? Per dire gallinelle? Marco, sei una quaglia tu? No. No, pensavo fosse un modo per dire, sai che quando si dice che belle gallinelle, che belle... No. Solo tu conosci questo modo. No, ma lei devi capire che lei a una certa età è beta bruniera, quindi già da questo hai detto tutto. Perché allora poi senti, lascio la parola a Robby Visentini. poi c'è anche il verbo quagliare, cavolo, dai Gemma. Roberto! Ah sì? Roberto! Sì. Mi state provocando però, via essere qua. Ascolta, io ti consiglio, siccome tu sei tecnologico, vai sul nostro streaming, teleportino.tv e guardati le quaglie che abbiamo in studio, visto cosa ha detto il nostro amico. Vabbè. Vabbè. Niente, vi aggiorno sul risultato, se non ve l'ha già detto Gemma, stiamo vincendo 2-0, secondo gol di Godias sul calcio di rigore. Stiamo giocando bene, l'arbitro è scarso per il momento, però va bene lo stesso. L'importante è vincere, non partecipare. L'importante, ma per voi soprattutto quest'anno l'importante è vincere, chiaramente. Sì, naturalmente. Sì, anche perché già non ho fatto l'anno scorso la festa della salvezza, verrò a fare la festa della promozione a Monfalcone, no? Io spero assolutamente di sì. Intanto ti invito, anzi vi invito per quando ci sarà l'anticipo con il Tarlì Muzzale, che salvo cose strane che possono sempre succedere, dovrebbe essere la partita quasi decisiva per il campionato. Sì. Naturalmente siete sempre benvenuti comunque. Beh, sai che il primo sabato d'anticipo, come abbiamo già promesso, siamo lì nella partita anche noi. Assolutamente sì, naturalmente spero che tu interverrai con tutto lo staff. No, devi parlare con quella... Il presidente al mio fianco sta già predisponendo il comitato. Ascolta, non tirare le frecciatine a me, devi parlare con quella al telefono, perché è lei che non vuole vedere a Monfalcone, non io che non la voglio portare, ricordati. Scusa GP, non è che non voglio andare a Monfalcone,
è andare con te in macchina, che è il problema, capito Robby? Ma veniamo a prenderti. E sarà Veniamo a meglio? prendere e dopo ti riportiamo. Ah, benissimo, allora sì. Benissimo. Fatto tutto, fatto da fare, d'accordo? No, guarda che te l'ha detto, guarda che sì, te l'ha detto in diretta, quindi la prossima volta non può non venire, va bene? No, assolutamente. Bene, Giuro di sì. allora, ci sentiamo più tardi, Robby, grazie. D'accordo, grazie a voi. Ciao. Allora, più o meno al 35esimo dei primi tempi in eccellenza, solamente tre risultati cambiati. A Faedis, Zau Rabuiese in vantaggio sull'Oltre per 1-0, a Tolmezzo 2, Torre 0, e come abbiamo sentito da Monfalcone, l'UFM Monfalcone è in vantaggio sul 13esimo per 2-0. Tutti gli altri risultati sono sullo 0-0, ovvero sia Cordenos Gemonese, Manzanese Lumignacco, San Vitese Virtus Corno. Mancano più o meno 10 minuti più il recupero, mentre Carnezzis ha fatto una parata. È bello poterlo dire, però, Fino adesso non potevamo dire niente, invece adesso abbiamo ripristinato il collegamento. Vabbè, una parata. Insomma, era un tiro in porta, non era Sì, niente vabbè, di che, dai, perché niente di sembra... che. C'è stata comunque una bella azione dalla Juventus, ma bravissimo ancora una volta Gabriel Silva, che sta correndo sulla fascia sinistra, veramente sta facendo la fascia, come si dice in questi casi, e sta coprendo tutta la squadra, sta giocando bene. Questa è la cosa importante. Un Udinese veramente non la solita che abbiamo visto nelle ultime prestazioni in campionato. Diciamo che in Coppa Italia aveva giocato bene anche con l'Empoli, ad Empoli ha giocato bene, e da quello che io vedevo, no, non capendo niente di calcio, ma essendo solamente un appassionato della squadra della mia città, ovvero sia dell'Udinese, l'Udinese si trova bene con le squadre che giocano. Quando trovano le squadre tipo Cagliari o Verona che si chiudono, vero? Allora lì si va nel buio più totale. Quando invece ad esempio anche a Napoli in Coppa Italia, con l'Empoli che ha giocato molto bene, anche se poi ha vinto l'Udinese insomma riesce a esprimersi abbastanza bene. Sai mica se c'è già in panchina il nuovo arrivato, il croato che arriva dal Chelsea, Omar? No. Non me l'hanno comunicato, non è stato ancora comunicato. Perché ieri è stato presentato, magari in teoria dovrebbe essere in panchina. Sì, in panchina. Dovrebbe essere in panchina. Gemma. Sì, ci sono altre variazioni per quanto riguarda l'eccellenza. Cordenos Gemonese 1-0 e purtroppo anche a Tolmezzo, perché è arrivato anche il terzo gol per il nostro simpatico amico, non i nemici ma per l'altra squadra. Insomma, Tolmezzo 3, Torre 0, e mi dispiace perché Claudio è molto simpatico. Sì, Claudio è molto simpatico, Claudio Schiavo, che è il direttore sportivo, nonché il titolare del bar, aiutami, come si chiama il bar a Pordenone, quello della Ross? Dove c'è la Ross? Non mi ricordo mai. In Libertà. Claudio Schiavo è il titolare del bar Libertà. Ah sì? Sì. Ah, bene, allora si beve. Qua rimaniamo sempre in tema, no? Uno a caso. In tema si beve. Allora, chi non beve mai invece, a parte qualche serata, è Pier Giorgio Grizzo, perché lui pensava qua di venire a vedersi la partita, tacci che diciamo, anche perché a te piace molto il calcio, cioè so che non te ne puoi spiegare di meno, e sono capitato bene. Allora, tu e la Lorraine quest'anno vi siete messi in testa, poi devo anche chiederti una cosa, no? Non me la sono ancora digerita, no? Di proporre in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale questa manifestazione, ovvero sia questo concorso di Miss. Sì, che si chiama Star of the Year. Bene, parla tu perché io sono... Allora, si tratta di un concorso nazionale arrivato ormai alla 16ª edizione, con finali che vengono anche riprese in diretta su Sky, quindi insomma, tra l'altro le vincitrici conquistano anche la possibilità, vincono dei contratti pubblicitari e la possibilità concreta di lavorare nel mondo della televisione, del cinema. Mi è arrivato una mail che vincono anche una cena con me, ma io ho rifiutato. Sì, infatti abbiamo la fila, ovvio. Abbiamo tutta questa ressa di candidate proprio per questo premio. Cos'altro dovevo dire? Sì, mi sono perso. Ma dovresti sapere che quando vieni da me è un delirio, no? Pier Giorgio, non è mica la prima volta che vieni. E niente, noi siamo i mandatari per il Friuli e il Veneto Orientale, cioè Friuli Venezia Giulia e province di Venezia e di Treviso, e siamo partiti con le selezioni regionali. La prima l'abbiamo fatta sabato 17 ad Aviano, alla Birreria California, qua vediamo anche le immagini. E la prossima tappa sarà a Fiume Veneto venerdì prossimo. Ma di questo ne parliamo più tardi. Ne parleremo dopo con la Lorraine. Con la Lorraine, anche perché io devo sempre chiederti una certa cosa. Dimmi. No, dopo. Parliamo di rugby? No, dopo quando abbiamo il collegamento con Sandro parliamo che di rugby. Anzi, se magari sentiamo Sandro poi vediamo cosa succede a Tricesimo, a Treviso. Siamo messi bene oggi, No, mi dispiace, è arrivato un appunto per Eva e mi dispiace farglielo, però un ascoltatore ha espresso il suo giudizio.
ha detto la Valletta era meglio le altre domeniche in minigonna. Allora, Quindi bocciato il look io con i non voglio jeans, mi offendere il mio spiace. amico, ma lei non è una valletta, perché le vallette sono quelle che stanno zitte e lei parla. Vabbè, ok. Beh, no, c'è una Grazie per la difesa. c'è una bella differenza, sai che... voglio dire, Sai perché? Ho la giustificazione per il nostro ascoltatore. Scritta. Qua fa freddissimo. E allora, caro ascoltatore, vieni a GP scaldare Eva, che ha freddo. E il GP non ci porta una stufetta, quindi o moriamo di freddo o mi vesto un po' di freddo? più. Un pochino, sì. Vedi? Benissimo. Vabbè. Marco, hai freddo? Anche Massa. Adesso sono l'unico mono io che sto Fa caldo sudando. qui, Non fa caldo. No, non fa caldo, ma vedi? voglio dire, non fa neanche freddissimo, no? Ma comunque Eva si veste come le pare, perché, ripeto, non è una valletta, è la conduttrice, no, una co-co-co. No, mi aspettavo già. No, co-co-co, beh, anche co-co-co è bello, no? Cigoninelle, cocco. Brava, esatto, qua gli via avanti. Ecco, Scusa. Gemma, sapevo io, adesso cominciano. No, è perché mi ha chiamato Roby, è arrivato Ancora? il terzo Va, gol. digli che Gli ho detto, va. guarda, non ti metto in onda, ti metto al quarto, va bene, facciamo ogni due, perché altrimenti non ne veniamo fuori oggi. Quindi UFM Monfalcone, 3° 3-0. 3-0, mancano più o meno 5 minuti, qualcosa di meno a salvo i minuti di recupero. Dunque 2-3-0 in serie in eccellenza, Tormezzo Torre 3-0, Monfalcone 3° 3-0, Cordenos Gemonese 1-0, Afaedis Zaule 1 oltre 0, Manzanese Lumignacco e San Vitese Virtus Corno sono sullo 0-0. In Serie A invece, Omar, come siamo? Allora, Udinese Juventus 0-0 e Torino Sampdoria 2-0 per il nostro gioco. Poi a seguire Atalanta Cagliari 1-1, Cesena Lazio 0-0, Chievo Napoli 1-1, Palermo Verona 1-1. Bene. Tanto il Cagliari ha segnato proprio nel momento in cui mi passavi la linea. Ma io lo sapevo, Tempismo perfetto. ma l'ho fatto apposta, ma tu sai che noi siamo così dinamici, no? Certo. So, anche a Iaia piace molto il calcio, lo so, mi hanno detto che tu sei un appassionato di calcio. Sì, più o meno sì. La squadra del tuo cuore qual è? Il Milan, anche se ultimamente ha peggiorato molto di conseguenza. Beh, ma adesso è arrivato Destro, un bel ragazzo anche. Speriamo in lui almeno. Ma ti piace Destro? L'hai presente? Sì, ho presente, sì, è un ragazzo molto carino. Un ragazzo molto carino. Senti, Galliani ti piace? Il direttore generale? Sì, ho presente chi è Galliani. Sai quello che ha sempre la cravatta gialla? Ho uno stock di 1000 cravatte gialle, perché no, Omar? Lui è solo cravatta gialla. Sì. Non l'ho mai visto. Ti piace Galliani? Non mi esprimo a riguardo. Non mi esprimo a riguardo, è benissimo. Ma tu sei di origine francese? No. Senegalese. Senegalese, quindi francese nel senso di Esatto. lingua, perché sento la R, quella, Francofona, la sì. R... Moscia. No, nobile. È nobile. La R roulé. Come scusa? La R roulé. La R brûlée, cosa? Ho fatto l'esame qualche giorno fa. Ho visto il clima, la R brûlée ci potrebbe stare bene. Sì, bravo. Elide, quanti brûlée ti sei fatta alle case per Natale quest'anno? Ho perso il conto. Ha perso il conto. Voglio ricordarvi, cari amici all'ascolto, che abbiamo un video particolarmente compromettente su De Marco. Gemma, non so, lo facciamo vedere adesso o è troppo presto? Beh, dai. No, tu devi stare qua e vergognarti di quello che dici. Come vuoi? Ma potremmo, manca circa un'oretta al termine della trasmissione, magari ci sono amici che sono lì dall'inizio che stanno aspettando questo video, accontentiamoli. Mi sto preoccupando, Allora, Io voto di sì. Secondo me sì, maggioranza allora, vediamo vince. Luca, vediamo il video, Lorena, vediamo il video di Elide, Anna e Marco. Sì. Tanto, Anna e scusa Luca, Giovanni, è sempre finito il Anna e primo Marco. tempo a Udine, Sì. Udinese 0, Juventus 0. Allora, io direi Fine primo aspettiamo tempo. tutte le fine dei primi tempi, che tanto dura pochissimo questo video, perché Elide è una persona molto decisa, molto concreta, quindi bada al sodo, non è che sta lì a tante fiabe, no? Ma è quello delle casette? Registrato esattamente, registrato più o meno Anche Marco, un mese fa, e dopo ci racconterà se è ancora valida questa richiesta. Allora, vediamo subito Elide al microfono di GP in piazza 20 settembre a Pordenone. Vediamo cosa succede. Mi raccomando, i maschietti, stiate molto bene all'ascolto. Siccome Elide è in televisione in questo momento, io so che tu cerchi l'uomo della tua vita, fai un annuncio.
aspetta, no, vieni qua alla destra, eccoci, ecco, guarda lì, no, col bicchiere in mano, perché la donna col bicchiere in mano è molto fascino. Allora, Elide, l'annuncio in TV, che cerchi il tuo uomo, perché io ti seguo su Facebook e vedo i tuoi vari annunci, sì, certo. Una bella donna come te si deve seguire, scusa, prego. Ma quello che cerco io è un po' improbabile, io provo a lanciarlo, cerco un uomo che quando stia con me non mi riempia di corna appena giro il sedere. Quindi fedelissimo al 100%, che è una cosa un po' impossibile da trovare, ma uno ci spera sempre. Sì, poi? E passionale, allegro, simpatico, bello. Conto corrente? Indifferente. Perché oggi notavo con Marco che nei migliori macchinoni c'è gente che purtroppo esteticamente fa pena, quindi meglio una 500 guidata da un gran pezzo di ragazzo. Non fa una piega. Fa una piega. No, visto il periodo che stiamo vivendo, no? Sì. Mi sembra una tipo la stella alpina, che ne trovi una ogni tanto. Ogni tanto, sì, sono rare ancora, sono rare. Di solito IBAN, scusa, conto corrente e via avanti. Ecco, questa era Elide. Scusa, Elide for President, posso dirlo? Brava, bravissima. Ascoltami, ma è ancora valida questa intervista dopo un mese? Assolutamente sì. Allora un applauso a Elide, che è ancora single. E allora, amici all'ascolto. Sì, ma GP, se davvero vuole uno come ha descritto... Resterò singola a vita. Esatto. Ottimista, eh? Guarda, meglio soli che me ne accompagnati, Ecco, comunque se volete proporvi, i numeri in sovraimpressione li vedete. 348 294 7672, potete mandare sia il gioco 1x o 2 per le due partite che, ripetiamolo, sono Torino, Sampdoria, Udinese, Juventus, ancora più o meno per un quarto d'ora, ma soprattutto se siete maschi, ma anche no, perché oramai siamo nel 2.015, anche femmine potete proporvi a Elide Marco, visto che è single. Ma poi la domanda adesso chiediamo per Giorgio, una che fa l'organizzatrice, una bella ragazza, è sempre in giro sia a far festa a lei, ma sia a far divertire gli altri, voglio dire, no? Come fa a essere single una ragazza così? Misteri, sarà il quarto o quinto mistero di Fatima questo. Effettivamente a pensarci bene non ha senso questa cosa. Me l'ho detto una bella nel video. ragazza, giovane, simpatica, sempre sulla breccia, eccetera, single. D'altronde sono single anch'io. Ecco, sì, ma tu lo sei da poco tempo e sei stato morosato per anni. Forse non sia perché tu sei una donna di quelle che fanno paura ai maschi? No, assolutamente. No. È che io becco tutte le persone impegnate, sposate, fidanzate. Ottimo. È abbastanza chiaro? Cioè, tu un single non l'hai ancora trovato? Sì, che mi mette le corna dopo però. Vabbè, ma quello fa parte del gioco. Piacere, no, ma voglio dire, cioè, lo puoi fare anche tu, è reciproco. Non lo faccio, se no non mi metto insieme alla persona. Brava, è una seria, per quello mi piace Elide, capito? Tu non hai voce in capitolo, ripeto, è la tua età e sei di Brugnera, non puoi parlare. Ma cosa c'entra? Comunque volevo intervenire per darti un aggiornamento sull'eccellenza. San Vitese Virtus Corno 0-1, tra un po' ci collegheremo con Daniel perché deve essere successo qualcosa, qualcuno è stato male, non so chi, quindi adesso era impegnato a fare l'infermierino, ma tra poco ci collegheremo e ci racconterà che cosa è successo. Quindi mi confermi che Mazzanese e Lumignaco ancora sullo 0-0? Sì. Allora, dovrebbero essere, scusatemi, i primi tempi, la voce sta per lasciarmi, primi tempi dell'eccellenza, dopo subito, anzi prima la Serie A e i primi tempi. Allora, riepiloghiamo i risultati della Serie A, visto che sono tutti finali di tempo. Udinese Juventus è ancora ferma sullo 0-0, dunque segno in schedina per il gioco da casa X. Poi Torino conduce sulla Sampdoria per 2-0, segno in schedina 1 per il gioco da casa, tra l'altro doppietta di Quagliarella. Gli altri risultati: Atalanta-Cagliari 1-1, Cesena-Lazio 0-0, Chievo-Napoli 1-1 e Palermo-Verona 1-1. Ricordo che nel lunch match perché non si può fare ogni tanto torna a dirlo perché era bellissimo. No, aspetta, vai il primo piano su Omar, Enrico, per cortesia, torna a dirlo perché era bellissimo. Lunch match. Va bene. Allora, dicevo che nell'anticipo delle 12:30 per i non addetti ai lavori l'Inter è stata battuta, anzi è stata suonata letteralmente a Reggio Emilia per 3-1 dal Sassuolo. Ecco, Cavatappi, perché il posto di Omar di solito questo, hai capito? Questo non è un cavatappi ma è un radiomicrofono. Ti va bene Omar, perché io sono il posacenere.
Tu cavatappi, forse ti va meglio a te. Comunque volevo salutare un amico che ci ha scritto e dice: buon pomeriggio, sono Gianni e sono responsabile per il Friuli Venezia Giulia della federazione Fedi, dove i ragazzi del Dart Team Pascià militano. Esatto. Volevo fargli di nuovo i miei complimenti per l'ottimo risultato acquisito al primo campionato con noi. Che sono i campioni d'Italia. Allora un applauso ai nostri campioni d'Italia. Facciamo vedere qualche foto delle premiazioni. Abbiamo le foto, poi abbiamo anche il video che penso sia proprio quello della vittoria, no? Sì, quel video lì. Però abbiamo delle foto in cui ci sono le premiazioni. Raccontaci un po', Luca. Questa è la premiazione sul palco a fine giornata. Vedete che erano già due stesi, no? Sì, Perché due cadaveri. sono tutti astemmi. Poi anche dal loro. video si vedrà. Come? Nel video si vede qualche bottiglia di Benissimo. birra. Non Poi la ci- foto con l'altra squadra. Quelle che avete sconfitto. Il Kegelbar di Bolzano, che avevano vinto il titolo italiano negli ultimi 5 anni. Pensa a te. Consecutivi, sì. Noi siamo arrivati qua. Questa è la tua squadra. Sì. Si vede. Il patrono Gianni che ha appena scritto. Ecco, si vede che siete tutti ben allenati come me, tutti fate addominali, Sì, ovviamente. sì. È una preparazione alcolica e No, atletica, esatto. Atletica, sì. Anche perché non è facile poi avere una squadra che in realtà rappresenta una catena di bar, no? Sì, esatto. Sì. Anche perché poi non è che cioè, sono bar dove... Sì. Basta vedere qua. No, dove non sia. Salutiamo Silvano del Pascià naturalmente che dopo questa Ma lui domenica è- mi toglie tutto. Lui è patito perché è sempre stato un giocatore all'inizio Sì, sì. dei tempi. Era un giocatore, infatti è nata da lì la passione anche Esatto. poi di tutte le squadre, Esatto, no? sì, esatto. Quanti anni sono che esiste il Pascià Dart Team? Tra tutto, voglio dire. Allora, in tutto saranno 10 anni, Ecco, fra stazione, Sì, sì, Dart certo, Team, certo. 10-12 anni. Quindi è una passione proprio che nasce anni e anni fa. Dunque, allora, sono le 16:50, io vi do i risultati, se non mi correggono, finite anche i primi tempi in eccellenza. Allora, questi primi tempi dell'eccellenza, ricordiamo che la Serie D è ferma perché c'è una rappresentativa della Serie D che partecipa al torneo di Viareggio, quindi la Serie D ricomincia con la 21esima giornata domenica prossima, invece quest'oggi si gioca la 19esima giornata dell'eccellenza Friuli Venezia Giulia. Pions Ciarlis Muzzane 0-0, Cordenons Gemonese 1-0, Manzanese Lumignacco 0-0, Oltre Zaule Rabuiese 0-1, San Vitese Virtus Corno 0-1, Tolmezzo Torre 3-0 e Monfalcone Tricesimo 3-0. Dunque questi sono i risultati dei primi tempi. Dopo sentiamo cosa è successo a San Vito Tagliamento, no? Cioè, sembra che qualcuno sia stato anche male, vedremo che cosa è successo in particolare. Io direi che adesso è il momento, perché dobbiamo aprire anche la bottiglia per festeggiare il compleanno di Omar. E non tuo. Non conosco, non so. Non bastano le bottiglie qua per quello di capito? Non GP. vuole dire l'età, No, perché no. si sente... Allora, Non ha fatto la torta perché non ci stavano le candeline. esatto, bravissimo, no, anche perché a me non piacciono i dolci. Allora, dopo rivelerò anche la mia età, che tanto oramai non me ne Ma frega. dai, ma ti vogliamo bene lo stesso. Sì, come si dice ai vecchietti in casa Umberto I. Allora, momento di una bella canzone. Cosa ci cantate, Anna e Luca? Ti vorrei sollevare. Dura, tu a me è difficile, Sì. Perfetto, grazie. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo raggio di luce, un pensiero che si riempie di te.
sollevare. Ti vorrei ritrovare. Vorrei viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Che bravi che siete, mamma mia! E nel frattempo tanti auguri a Omar per il suo compleanno che stappa, Auguri a Omar, che adesso offre da bere qua agli amici. Allora io direi dopo Ottimo. Ottimo? Ottimo. Versa bere alla signorina qua per cortesia. Parentesi, mi chiedevano se lanciamo un contest, anzi un casting, anche bella la parola, casting, per trovare il fidanzato a Elide De Marco. E allora sono aperti i casting, dove lo facciamo? All'altra domenica, dico io. No, Qual è il posto migliore? No, io direi, dove andate dopo? A casa mi sa. Quindi tutti a casa di Elide De Marco che più tardi fa il casting per trovare il nuovo fidanzato. Da che ora? 18:30? Dai, 18:30, poi vi diamo l'indirizzo ovviamente. Se volete intanto iscrivervi, mandate un sms, un WhatsApp al 348 294 7672. Prego Gemma. Facciamo subito una prima Scrematura? Sì. Allora, se sono infedeli, giusto, che mi sembra di aver capito è la prima cosa che poi ovvio che sia carino, simpatico, brillante, passionale, va bene. Allora, se siete infedeli non scrivete neanche. Brava. Così vedrai che invece che 100.000 messaggi ne arriveranno forse 2 o 3. Zero. Di cui 3, di cui 2 bugiardi, forse uno Brava. no. Ecco. Beh, ad E il esempio, terzo sarà uno no, aspetta, sfigato. ci vuole anche il range d'età, no? Età da A. Dai 25 ai 35. Io sono fuori classifica. È stato un piacere. anche 40, È stato un dai. piacere. Io sono fedele, io vedi, vabbè, pazienza. Posso candidarmi come tuo papà adottivo, nonno? 36 da Chi? No, 36 li ho Ma fatti. gli uomini maturino. 36 li ho fatti 13 anni fa, pensa. Maturi è un parolone. Sì. Quello anche a 50 anni. Niente. Cosa stai Discorsi dicendo? fra di noi. Tra donne. Ecco, nel frattempo Dipende come- dal cinquantenne, dai. Ecco. Qualche eccezione No, si perché può l'ho chiesto, fare. ma qualcuno oltre i 35 no. No, ma Sono certi scusa, uomini. Fiorello c'ha 50 anni, lo butteresti? Sì. Sì. Perché? È simpatico, passionale, è fedele, Guarda, un No, Gabriel Garco come prototipo, ecco. allora scusa, È un po', A 50 anni Gabriele Garco? No, ne avrà una quarantina, penso. Allora, se da casa ci mandate anche quanti anni ha Gabriele Garco a questo punto, che magari vediamo di contattarlo adesso Magari. che anche perché, beh, lì però la fedeltà con Gabriele Garco, no, Pier Giorgio. Se pretende che sia anche fedele, cioè, Pier Deschei, Un'utopia, come il dai. sole, poi deve essere anche fedele, guarda Raul Bova dopo tanti anni. Ma quindi uno si deve accontentare, scusa, No, si mai. prende il brutto, ma perché? Non ho detto quello, ha detto lei Gabriele Garco, ho detto sì, ma se tu chiedi la fedeltà come fai a pretendere Gabriele Garco? Senti Gabriel Gargo, Dissetati. Va bene, allora è giunto il momento di fare la pubblicità, di fermarci perché poi ricomincia la Serie A, naturalmente anche l'eccellenza, che è brutto che lei che chi? C'era Chiellini, proprio brutto, viva salute! È proprio brutto, Proprio brutto Chiellini, È proprio brutto, viva. la roba Stanno non rientrando in credere. campo Auguri. Auguri. Massimiliano Allegri, ex secondo di Galeone all'Udinese, ci vediamo tra poco. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi. Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite
partite in diretta sui mega schermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Hai dato freddo, sì? Eccoci signori, siamo rientrati. Sì. Ci stiamo lamentando ancora del freddo? No, ma là, qua insomma si Qua sta sì. abbastanza bene. Nel frattempo la Juve ovviamente ha cominciato l'attacco al secondo tempo, Omar, non poteva essere altrimenti, no? Sì. Diciamo che Gervasoni stranamente si sta smentendo. Sì, perché sì, no, ma tra l'altro, sta arbitrando bene stranamente. Sì, come ti dicevo durante la cronaca del primo tempo, è un Udinese che veramente sta mettendo in difficoltà la Juventus, una Juventus che non riesce, come si dice, a trovare la quadra, ecco, non riesce a trovare la quadra e fa fatica a impostare azioni d'attacco e pericolose verso Karnezis. Nel frattempo Udinese in avanti, mi sembra che sia fermato il gioco di Natale, peccato, una bella azione, proprio il capitano fermato. Gemma. Sì, c'è un aggiornamento per l'eccellenza. Dopo sentiremo il nostro Daniel, però Virtus Corno ha segnato il secondo gol, quindi Sanvitese, Virtus Corno 0-2 e lo sentiremo dopo perché adesso abbiamo in collegamento direttamente da un pullman il nostro Moreno Burlina, ma c'è anche la modella dell'altra volta insieme a lui o... Adesso glielo chiediamo. Devo chiedere anche se c'è Alvise. Buon pomeriggio Moreno Burlina. E l'elicottero, no? Anche. Sì, l'elicottero. Buongiorno a tutti. So che vi siete portati in caso di necessità anche il Bissa con l'elicottero, è vero?
Sì, perché in caso di emergenza abbiamo un mezzo di trasporto alternativo per poter arrivare prontamente allo stadio. Esatto. Allora siamo in collegamento con la corriera, col pullman che porta gli amici del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo a Bassano per questa partita Bassano-Pordenone, partita molto importante per il Pordenone visto le belle prestazioni, lasciamo stare i risultati, le belle prestazioni delle ultime partite. Nel frattempo l'Udinese, scusami Moreno, l'Udinese va, so che tu stai seguendo anche tu la partita. Ecco, dacci un commento visto che la stai seguendo su Udinese Juventus, poi parliamo di Bassano Pordenone. Ma io per Udinese Juventus posso solo farti un commento da tifoso, quindi tu non lo gradiresti e pertanto io me ne sto tranquillamente qui ad aspettare che la Juve vada in vantaggio. No, ma non è un tirassegno come domenica, scusa, eh. Non ho capito, scusa? Ho detto non è un tirassegno come domenica col Chievo. No, ce la prendiamo con calma, Ecco. oggi sì, la prendiamo con calma visto anche le prestazioni della Roma, poi il Napoli sta pareggiando, l'Inter ha fatto anche oggi la sua bella figura e si allieta come sempre nelle domeniche e quindi possiamo anche permetterci di andare un po' con il passo più lento. Ecco, adesso invece, nel frattempo volevo solo sottolineare che è l'Udinese in attacco e sta battendo un calcio di punizione dopo una bella azione di Calcio Fernandez. d'angolo, tra l'altro, Calcio con, d'angolo, sì. Ecco, Sì, giusto per sottolineare Moreno. Tanto lo sbaglia, aspetta che guardo anch'io qua. Di Natale. Sì. E insomma, parata di Buffon, gran parata di Buffon, l'arbitro- altro che lo sbaglia. Gran parata di Buffon. Se c'era il gol comunque l'arbitro aveva annullato perché ha visto un fallo. No, a parte scherzi. Non era nessun fallo, non c'era nessun fallo, è stato bravissimo, non era neanche fuori gioco, Sì, fuori gioco sì. È stato bravissimo comunque Buffon ad anticipare, mi sembra Terò. Terò. Ecco. Sì, Era comunque era fuori gioco giusto, visto bene. Comunque non illudetevi. Va bene, invece passiamo alla partita che comincerà alle ore 18, io vi ricordo per coloro di voi che ci stanno guardando in televisione e quindi non sono andati a Bassano perché sennò a meno che non abbiate appunto l'elicottero non ci arrivate, partita trasmessa in diretta sul megaschermo al Caffè Nogaredo presso la sede del Pordenone Fan Club. Invece loro del Caffè Nogaredo hanno fatto questo pullman. Com'è il clima su questa corriera? Ma diciamo che il clima per adesso sono tutti abbastanza tranquilli, sonnecchiano, sbevucchiano, si rilassano, si preparano, stanno preparando l'ugola per poter poi incitare il Pordenone. Adesso speriamo che questa sia una partita insomma che si metta bene per il Pordenone, visto che comunque il Bassano è una squadra forte, alta in classifica, però noi non demordiamo, siamo qui tutti belli carichi e pronti a dare il nostro supporto e poi vediamo come va la serata, magari ci fermeremo a festeggiare, a bere un po' di grappa a Bassano. Ecco, giusto questo. Comunque, ieri pomeriggio ieri pomeriggio che tu non eri presente al Caffè Nogaredo, ma c'era tua moglie Silvia, ho saputo che stavano studiando le tappe del rientro, ovvero sia dove ci sono i posti migliori dove avere la grappa a Bassano. Ti risulta? Sì, abbiamo una mappa ben dettagliata con i punti strategici dove poterci fermare. Quindi brideremo per la vittoria oppure berremo per la sconfitta e se pareggiamo mangeremo e berremo perché visto è tutto normale, quindi vedremo come va. Comunque siamo fiduciosi, dai. Ecco, benissimo. Allora, naturalmente per chi volesse io arriverò a Caffè Nogaredo per il secondo tempo, ovvi motivi, perché finiamo qua alle 17, l'elicottero sono portati via loro, cioè il Bissa a Bassano, quindi non posso portarmi velocissimamente da Udine a Cordenone, se vi ricordiamo via Sclavos. Dalle 18 si può vedere, si può mangiare e soprattutto si può bere. Troverete questo pomeriggio Silvia e Vanessa, è vero? Sì, no, ci sarà Silvia e Valeria. Valeria, scusami, Silvia e Valeria, due stordite, quindi vi consiglio di andare perché anche con loro ci si diverte, vero? Due stordite doc, partecipate tutti che vi divertirete sicuramente. Perfetto, buona trasferta, ciao Marino, ciao amici del Pordenone Fan Club. Grazie. Arrivederci, Ciao a tutti. saluti, grazie, in bocca al lupo al Pordenone. Nel frattempo l'Udinese in avanti con Terò che viene fermato proprio al momento dell'ultimo dribbling, Omar. Sì, no.
proprio questo dimostra che l'Udinese sta mettendo in difficoltà la Juventus perché sta giocando a viso aperto. Ci sono occasioni nel secondo tempo incredibili a disposizione dei friulani e la Juve deve stare un po' attenta perché sta lasciando giocare troppo l'Udinese, in particolare sulle fasce. Molto importante questo perché l'Udinese sta sfruttando molto bene sia la fascia destra che la fascia sinistra e ci sta arrivando, ci sta arrivando. Iaia, ti piace Pogba? Piace a mio fratello, a me non mi fa impazzire. No, adesso Cioè, so che è molto- no, approfondiamo. Aspetta che ho un collegamento. Come giocatore. Ah, no, perché da come l'hai detto, voglio dire. Siccome No, come giocatore ovviamente. è un gran campione, tanti dicono che è anche un bell'uomo, Ma non No. mi entra nei tuoi canoni. Esatto. Qual è il tuo canone di bellezza? O cannone, vedi tu. No, non guardo molto di quell'aspetto fisico. Benissimo. Ho qua che- Abbiamo c'è gente come me ha qualche chance, benissimo. No, deve avere una certa età ovviamente. Benissimo, dai che ci sei. No, Deve rientrare comunque. Ah, ecco, no, una perché certa da età. come l'hai detto è esattamente il contrario, non importa. No, vabbè, alto, assolutamente alto. Sì, anche perché dopo facciamo la scenetta dell'altra volta, no? Ti ricordi, Sì, Gemma? sì. A rientro dalla pubblicità facciamo vedere queste due bellezze a fianco a me, faccio sempre la figura del nano. Vabbè, non È importa. colpa tua, sei tu che vuoi. Guarda che io sono della media degli italiani ancora, sono loro che Senti, sono alte, c'è no? Daniel in collegamento, lo vogliamo far parlare oppure lo vogliamo lasciare lì in attesa che deve Lasciamo fare in mille attesa, stiamo parlando cose? con Iaia, lo scusami, so, eh. ma poverino ha dovuto fare anche l'infermiera, ha dovuto fare tutto, tra l'altro poi purtroppo ha segnato anche il secondo gol, la Virtus Corno, lasciamo che ce lo dica lui. Allora, sentiamo il pianto in diretta di Daniel da San Vito al Tagliamento, anzi da Prodolone, prego Daniel. Grazie Giovanni, grazie che vuoi interferire oggi in questa giornata disastrosa qui a San Vito. Vabbè, La ma San Vitese succede. purtroppo ha preso anche il secondo gol e purtroppo per motivi tecnici non ho potuto intervenire prima al 40esimo del primo tempo e il Virtus Corno si è portato in vantaggio con un rigore spiazzato al portiere, palla a sinistra, il portiere a destra e poi al quarto minuto del secondo tempo il numero 5 Zanon della Virtus Corno ha portato nuovamente in vantaggio la Virtus Corno e qui al Comunale il risultato è fermo sul 2-0 a favore della squadra ospite. Purtroppo c'è stato un tifoso della San Vitese che purtroppo si è sentito male, allora ho dovuto fare anche, come diceva Gemma, anche l'infermiere. Tutto a fare. Beh, l'importante è che tutto si sia risolto, credo, no? Cioè, questo è importante. Speriamo, dai. Va bene, allora ci sentiamo naturalmente per gli ulteriori, speriamo aggiornamenti in favore della San Vitese, chiaramente, grazie a Daniel. Nel frattempo Omar a Udine. Sì, c'è stata un'azione in area dell'Udinese, attacco dalla Juventus, Dick Steiner ha crossato da destra, anzi da destra con il sinistro, respinta di Danilo, tiro al volo di Pogba che praticamente ha centrato in pieno il set. Carnezis l'ha solo vista e per fortuna è andata bene. No, diciamo che si è buttato, io infatti ero convinto fosse stata una parata. Sì, di però Carnezis. ha tirato una fucilata Sì. a Pogba e non la prendeva neanche se voleva, onestamente. Tu dici? Non la prendeva. Va bene, allora ricapitoliamo anche quando siamo giunti al 20° più o meno dei primi tempi, ricapitoliamo anche i risultati, anzi prima facciamo la Serie A, Omar, per cortesia. Sì, allora, per quanto riguarda il gioco da casa, Udinese-Juventus sempre ferma sullo 0-0, dunque segno in schedina X. Poi il Torino conduce sempre per 2-0 sulla Samp, dunque segno in schedina 1. Gli altri risultati: Atalanta-Cagliari 1-1, Cesena-Lazio 0-0, Chievo-Napoli 1-1 e Palermo-Verona 1-1. Bene, invece per quanto riguarda l'eccellenza, Gemma, c'è qualche... Una variazione, Sì. sì, Cordenos Gemonese 2-0. 2-0, ci dispiace per gli amici di Gemona, ma quest'anno il Cordenos veramente... Con questa vittoria il Cordenos poi, visto il pareggio di ieri del Vesna, che ieri ha pareggiato, ricordiamo, il Vesna in casa con l'ISM Gradisca per 1-1, il Cordenos si piazza stabilmente in terza posizione, distanziando di 2 punti. La formazione di Santa Croce. Vesna è Santa Croce. Santa Croce, sì, sull'altipiano triestino, Certo. ovviamente. Quindi il Cordenos e Raggranella in 2 partite 4 punti al momento, sul Charlis Muzzane si sta continuando a pareggiare, invece Cordenos vinto domenica scorsa, vince questa domenica e Va a 38, no? Se non esatto. sbaglio. Vediamo la classifica per cortesia della serie eccellenza, perché non c'è la serie D, scusatemi, dell'eccellenza. Vediamo quello che sta succedendo. Dunque il Monfalcone va a 47, il Charlis va a 43, il Vesna è a 36, scusate è sbagliata questa, però vedete il Cordenos va a 38, quindi in 2 turni il Cordenos ha mangiato ben 4 punti al Charlis Muzzane. Certo. Ecco, quindi
diventa interessante perché si dava come scontato, no? Questo dualismo in testa di Monfalcone e Charlie Smuzzani. Invece... D'altronde, come abbiamo sempre detto, no? L'appetito viene mangiando, no? Sì. È un termine trito e ritrito, però solo così facendo, sai, magari il Charlie Smuzzani magari in questo momento sta un po' tirando il fiato dopo lo sprint di metà campionato e sai, magari ti attacchi all'improvviso a quel secondo posto che... sì. Che comunque vuol dire playoff. Poi quindi comunque c'è l'opportunità di fare poi playoff. Si sta in queste categorie ripescaggi contro ripescaggi. Io la vedo sempre più dura che una squadra friulana attraverso il playoff salvo che sia una corazzata a passare, perché a livello nazionale ci sono sicuramente delle squadre molto più attrezzate per fare poi il salto di qualità. Ripetiamo, Monfalcone secondo me è la squadra, quest'anno è cascato lì perché l'anno scorso ha sbagliato proprio le ultime due partite. Le altre squadre secondo me, ma l'abbiamo sentito anche con gli amici di Chiarlins, praticamente che c'è, insomma, loro sono già contenti. Sì, campionato non erano partiti con quella della promozione, ma con quella di avere un campionato tranquillo, non come quello dell'anno scorso in cui si erano salvati proprio alle ultime partite. Allora andiamo a vedere, come dicevo, i risultati dell'eccellenza. Detto di ieri, Chiossi Gianni Muzzane 0-0, Crodenos Gemonese 2-0, l'unico, no, insieme al Chions l'unico 0-0 è Manzanese Lumignaco appunto 0-0, Oltre Zaule 0-1, San Vitese Virtus Corno 0-2, Tolmezzo Torre e Monfalcone tredicesimo 3-0, questi quando siamo più o meno al 20esimo, qualche minuto in più a seconda di quando l'arbitro ha fischiato i secondi tempi. Nel frattempo a Udine c'è stata un'azione bella in contropiede o ripartenza, chiamatela come volete, ci ha messo il piedone Chiellini su un traversone che era destinato a Terò, credo, un bel botto in testa, non so a chi. Classico sconto di gioco, dai. Esatto, Evra che è stato colpito involontariamente ovviamente al centrocampo. Ecco, bene. No, volevo dire su Allegri, tu prima hai detto che è stato il secondo di Galeone. Allora lui per la precisione è arrivato a Udine, è arrivato l'ottimizzatore, ecco. Perché c'era un progetto in corso con l'Udinese seguiva già Allegri all'epoca. Anche perché ricordiamo che Allegri, ex giocatore anche a Udine in Serie A. No, non mi risulta che abbia mai giocato a Udine. Sì, ha giocato a Allegri. Avrà magari fatto qualche apparizione. Però ha fatto una stagione, mi sembra. Questo onestamente è un dubbio. Comunque poi comunque Galeone è il pallino di Galeone, Allegri lo sanno tutti, e doveva esserci questo progetto che Allegri doveva prendere la panchina successivamente, la stagione successiva, al posto di Galeone passare direttore tecnico. Poi le cose sono andate male perché Galeone ha incrociato un po' di risultati balordi, negativi. È arrivato Malesani e ha salvato la baracca. Ecco, e Allegri invece è andato a vincersi gli scudetti col Milan e probabilmente quest'anno con la Juve. Gemma. Sì, volevo salutare Gian che dice: per la Elide buono il prosecco? Sì, grazie. Ecco, e poi salutiamo anche Eddo di Brugnera. Non leggo il suo messaggio perché ho deciso che non lo leggerò, però è molto carino, lo ringrazio per i complimenti. Perché io insistevo che tu sei, in senso ovviamente non dispregiativo, ma giocoso, joking si dice in inglese. Sì. Leggi cosa ha detto Eddo? No, non lo leggo, ma lo ringrazio per i complimenti. No, ma leggilo per cortesia. Ma perché una volta tanto non inquadrate anche la Gemma che ha una voce così carina? Allora, perché sono allergica alle telecamere. C'è Sandro per il rugby in collegamento. Dai il microfono a Enrico e facciamo sentire anche la voce del regista del perché non c'è la telecamera là dietro. Chi abbiamo al telefono? Sandro, pronto? Ciao. Sandro, come siamo? Buon pomeriggio. Qui è finita Treviso, ha vinto il Treviso un 31-20, comunque vabbè. Beh, insomma, aver fatto 20 punti... È importante partecipare e cercare di fare il meglio. Sì, queste cose qua le dicevano qualche rimbambito migliaia di anni fa, no? Ma no, dicevo, ma comunque aver fatto 20 punti a Treviso non è mica cosa da poco. Abbiamo segnato 3 mete e se avessimo segnato la quarta avremmo preso un doppio bonus, quindi 2 punti, però comunque sia l'importante e aver concluso dignitosamente, perché a un certo punto la partita si era messa piuttosto male. Comunque i ragazzi orgogliosamente hanno reagito nel finale, avevamo di fronte una gran bella squadra, quindi, sì. Insomma, ci sta, insomma, dai. Senti, vinceremo la prossima, dai. Assolutamente. La prossima. Ma allora, assolutamente. Ci puoi fare un riepilogo di questa pool 2? Un riepilogo nel senso, la classifica? Sì, più o meno, da quello che tu... C'è il Colorno che è in testa, che sarà la squadra che presumibilmente andrà in eccellenza, e poi dietro c'è il terzissimo, la squadra che abbiamo incontrato oggi. Noi siamo quarti, cioè quinti o sesti,
anzi saremo a parità con il Brescia in questo momento. Certo. Comunque sia, questa è una pool promozione, diciamo, che non ha nessun significato se non il giocare, il puramente giocare. Oggi abbiamo fatto debuttare un bellissimo giocatore, si chiama Properti Curti, figlio di un nazionale, un ragazzo giovane, credo è studente universitario, a 19 anni, e con la soddisfazione è entrato nel secondo tempo e ha fatto una splendida partita. Ecco, questo è stato l'aspetto positivo, poi il risultato, vabbè, pazienza. Ecco. Benissimo, grazie. Io vi ringrazio. Non so se saremo con te, con Martino, non so con chi, comunque a domenica prossima con Rugby Udine. Grazie. Allora, scusa Giovanni, ci sono delle... Grazie Sandro, prego Omar. Sì, ci sono delle novità. Allora, innanzitutto è entrato Pasquale al posto di Gabriel Silva dell'Udinese, ma sono cambiati risultati importanti. Allora, il Cesena è in vantaggio sulla Lazio per 1-0, il Napoli sta conducendo sul Chievo Verona per 2-1 e il Torino 3-0 sulla Sampdoria. Ah, proprio lì c'è... Ecco, ricordiamo che se dovesse andare così è già clamoroso Udinese-Juventus 0-0x, perché il pareggio era dato a 4, quindi è già molto clamoroso il risultato che si sta concretizzando allo Stadio Friuli a Udine. Gemma? Ci sono altre variazioni in eccellenza, ma la prima, visto che c'è in collegamento il nostro nuovo amico Claudio Schiavo, volevo parlare con lui, anche se la partita non sta andando bene, però lui è molto simpatico. Do la linea a lui. Claudio è molto simpatico, è in una città bellissima, ovvero sia Tolmezzo. Cosa succede, Claudio? Niente, che siamo imbarazzanti, perdiamo 4-0 e stiamo facendo un ottimo allenamento il Tolmezzo. Noi invece purtroppo oggi una giornata veramente negativa sotto tutti i punti di vista. Non ce n'è uno da salvare purtroppo. Vabbè, classica giornata storta, però peccato perché potevamo fare qualcosa meglio, perché anche perché loro sono una buona squadra, ma non mi sembrano questi ammazzacampionato che può essere il Monfalcone Ciallensi, insomma, però anche se ragionavamo, Claudio, siccome tu sei molto tecnico, sei molto esperto di queste categorie, ragionavamo che Ciallensi ha rallentato di brutto e invece ha accelerato di brutto il Cordenons. Cordenons lo incontriamo sabato, quindi siamo già pronti a quello che ci aspetta, però dobbiamo fare sicuramente una prestazione molto diversa da quella che stiamo facendo oggi. Che poi, tra parentesi, correggimi se sbaglio Claudio, è considerato un vero e proprio derby Torre-Cordenons, vero? Più che Pordenone-Cordenons, perché proprio lì attaccato. Sì, siamo confinati, bravissimo, vedo che sei esperto. E abito a Cordenons, capisce? Cioè, abbastanza... Bravo, sei folpo allora. No, sono fumanat. Come si dice? Bravo. Sono cimuttone, Claudio, ecco, come dite voi udinesi. Esatto. Bene, Comunque, grazie Claudio, e eventualmente ci sentiamo per il finale. Grazie. Ciao, grazie a Claudio Schiavo, direttore sportivo, ricordiamo del Torre, che purtroppo per il Torre, gli amici che ci seguono appunto e che tifano il Torre, è sotto di 4 gol a Tolmezzo. Tra poco vediamo, forse già altri risultati? Sì, ci sono altre variazioni. Vabbè, c'è una variazione che riguarda l'UFM Falcone 13°, sono 3-1. Incredibile. Sì, poi San Vitese Virtus Corno 1-2 e poi anche per il Chions qualcosa è cambiato, ma sentiamo direttamente Giampaolo Sut. Allora Giampaolo da Chions per Chions Cerli-Mussane, prego. Il 26esimo secondo tempo il Cerlini è in vantaggio in seguito a un calcio di punizione accordato all'arbitro Ret di Udine, un arbitro decisamente molto indeciso, perché sta praticamente stiamo una serie di calci di punizione a favore del Chions con direzione di gara altamente autoritaria, ma sicuramente non consona a quella che potrebbe essere l'andamento del gioco. Comunque sta di fatto che ha concesso una punizione al limite a favore del Cerlini che ha scordato la palla in mezzo con Moras, colpo di testa di Sager e palla in rete. Visentini segnato, sono due pelati, mi correggo, c'è Visentini e non Sager. Sta di fatto comunque che il Chios cerca adesso di portarsi in avanti, usufruisce di beneficio di un calcio di punizione al limite in seguito a un fallo su Osagelli da parte del difensore del Cerlini. Adesso praticamente il palla sui 18 metri e il Chions si appresta a calciare questa punizione, adesso vediamo chi la calcia. Il Chions praticamente cerca di riportarsi in parità, però il Cerlini sicuramente è una squadra ben dotata, ben costruita, quindi sta difendendo bene questo vantaggio.
Bene. Aspettiamo il Funicalcio Pozzo, restituisco la linea che domani ci stiamo più tardi. Assolutamente, grazie Giampaolo, grazie mille. D'altra parte Omar, Charles Muzzane è costruito per salvarsi, perché questo è vero, è normale che quando vai in vantaggio poi si difende benissimo, no? Ma il calcio è anche così, sì. Cioè, va a dire che facciamo schemi, contropiedi, grammatica applicata alla matematica. Ecco. C'è sempre quello bello in televisione, Sì, Chiellini. Bellissimo, no? Molto Però bello. sta giocando bene perché sta chiudendo tutti gli spazi sulle fasce proprio all'Udinese. No, dicevo, il calcio come Dio comanda, quando segni ti difendi e giochi in contropiede, questo è il calcio. L'Udinese nel frattempo batte un corner in attacco, sta colpendo in contropiede Omar, l'Udinese con la Tra Juve. l'altro c'è da segnalare che anche Allegri ha provveduto un cambio perché è uscito Llorente e al suo posto è entrato Morata che è un giocatore molto di movimento, è pericoloso questo Molto giocatore, pericoloso, sì. e con Tevez si trova a meraviglia. Adesso vediamo questo corner. Lo seguiamo in diretta, naturalmente Totò Di Natale che batte. Niente da fare, respinge la difesa della Juventus sul limite dell'area, conclusione ancora un batti e ribatti, non succede assolutamente niente. Però rispetto al primo tempo l'Udinese diciamo sta cercando di mantenere C'è più un'azione adesso in contropiede attenzione della Juventus, mamma ma mia. non ci sono problemi per la difesa friulana. Insomma, ci sono problemi. No, ho detto, ci sono problemi perché è intervenuto molto Sì, bene Piris e ha evitato insomma, che Morata andasse in porta. Ancora l'Udinese in avanti sulla fascia destra, un'azione oramai, diciamo che al momento da quello che vediamo i centrocampi sono saltati. Sì, è saltato completamente la mediana per Esatto. capirsi. E tutte e due le squadre giocano sfruttando le fasce, ma soprattutto le cosiddette ripartenze, cioè palla lunga, non dico palla lunga e pedalare come una volta, però contropiede da ambo le parti. Si sta giocando in cross al contropiede. centro, mamma mia, calcio d'angolo. Certo. Anche tu sei appassionato di calcio, vero Elide? Tantissimo. Lo so. Ti ho visto sempre allo stadio Bottecchia e quando non In giocava prima linea. il Pordenone ti vedevo il 25 aprile a Sacile, vero? Ma non ti piacciono i calciatori, scusa? No. Ma, allora, sono bei ragazzi. Non li conosco neanche, quindi non chiedermi chi è il tuo informati, calciatore ti possiamo... preferito. Sai cosa? Sì, Germana. Gemma! Vabbè, che allora scambi Chiara per Laura, me per Germana, non No, lo so. perché- Eva come la chiamiamo oggi? Non si ricorda? No, perché sai che c'è Suor Germana, quindi Sì, il collegamento certo, con te è molto che facile. pazienza qui. Dovremmo farle conoscere Eleonora Mazzarri, che la porta un po' in giro per l'Udinese, così conosce un po' di giocatori, no? Ma non so se i giocatori di calcio sono fedeli. Appunto. Mi dà l'impressione di no. Scremato anche lì. È dura, È dura, guarda. vecchio. Bisogna farlo con lo stampo. Ti presento qualche bodybuilder. No, ma Forse. quelli. Meglio che andiamo Tutto sulla lì, kickboxing ma a questo tutto, punto, tutto steroidi, vabbè, quindi là, sì. Perché poi ci vuole anche attenzione, niente da fare, sì, niente di particolare. Perché poi voglio dire, sì, se uno è bello, ma poi alla fine deve essere anche no, un po' aitante, allegro, Ma voglio chi dire, te no? lo dice che se uno è bello non ha No, anche altre parlavo dei qualità? bodybuilder, non dei belli, dei Appunto. ma dai, con tutto quello che si fanno, dai, per cortesia. Sono piene le pagine. Visto che parliamo di bodybuilder, ne abbiamo uno, Luca, che è bravissimo a suonare la chitarra, vedete che fisico scolpito. Come, scusa? Niente, Niente, vai di là. donne. E allora, un'altra, cioè, l'ultima pausa pubblicitaria, un'altra bella canzone. Con Anna? Rai. Chi? Rai. Bella. Perché? Cosa? Cosa devo provare? Quello che vuoi. Di chi è Trai che non mi ricordo? Il Pink, visto che ti piace. Ah, di Pink. Ah, Trai nel senso prova questo vino, prova questa birra. Perfetto, prego. Anna e Luca. Everyone about what is to end. How we all turn to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound together. But just because it burns doesn't mean it's gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. More than just a couple of times.
Eva? Giochiamo? No, il gioco è già finito da mo' perché finisce alle 4. Mangiamo! Importante, scusa, quarto gol del Torino, dunque Torino 4, Sampdoria 0. Poker del Torino, sarà contento il mio amico Marco Lucchini, che sì, è tifoso del Torino. Non dirmi che ha segnato ancora Quagliarella, che rido. No, ha segnato a Mauri. A Mauri. Così almeno dice... Sì, dice Radio 1, sì. Chi? Il radiotelefono. Il radiotelefono. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo a mangiare. Io mangio, voi bevete. Cioè, quindi facciamo? Pausa. Pubblicità. Assolutamente no, parliamo con Chiara. Ecco, dai. abbiamo deciso io e Gemma che non facciamo pubblicità. Allora, Chiara l'abbiamo conosciuta l'anno scorso, o quest'anno, adesso non mi ricordo bene perché sai, siete passi per la prima volta che sei venuta quest'anno perché facevi parte del l'anno scorso. Non mi ricordo. No, perché capisco che non mi ricordo io, ma non ti ricordi tu, è bellissimo. Stagione televisiva. No, l'anno scorso, sì. L'anno scorso? Sì, Vedi? Allora mi ricordavo meglio io. L'anno scorso stagione sportiva, non, sì, 2014, ma non questo ciclo di trasmissioni o quello prima? Quando sei venuto? Settembre-ottobre sei venuta? Non importa. Ma non mettere in difficoltà, perché non si ricorda. Io posso capire che sono un vecchio rincoglionito, ma lei che è giovane. E quindi quest'anno, sì, questa stagione qua. È rivenuta come insieme all'Angelica per il calendario dei Pordenonesi. Invece adesso è successa una cosa molto bella, vero? Sì, il concorso. Raccontaci, e così vediamo anche un po' delle tue bellissime foto. Raccontaci un po' di questo concorso. Sì, allora, 2 sabati fa. Appunto siamo andati sono andata a fare questo concorso. Ma che foto hai messo? Guardate il signor Perdoso Crizio. Sei uscita così, è oscena quella. Ma scusa, ma non ti ricordi come hai sfilato? Sì, no, ma quella foto è oscena, vabbè. Perché, scusa, mi fermo con questo. Perché è oscena? Raccontami. Cosa c'è di osceno? No, non è bella. Ma cosa c'è di osceno? Cos'è? Non ti piace quel costume lì? Il numerino forse stona. Chi? Il numerino sul braccio. Il numero sul braccio stona? Sì, vabbè. Beh, meglio che non vedere col pennarello, credo, no? Ma no. Però potevate mettere una cosa... Ma non è una foto scena, assolutamente. Allora, aspetta, sentiamo anche Lorraine. Adesso parliamo, stiamo sempre su questa foto. Non è una fotoscena. No, assolutamente. Ia è una fotoscena? No, mi piace. Luca, va benissimo, credo. Sicuramente non c'è... Per te è una fotoscena? Perfetta, Marco. Tu che sei anche fotografo, è una fotoscena? No, anzi. Sentiamo il parere di Elide, che secondo me non rompiballe in queste cose. Secondo te è una fotoscena? Assolutamente no. No, Eva. Beh, No. Perché è una fotoscena, Chiara? Ma boh, ce ne sono altre in cui sono venute meglio. Beh, adesso le vediamo infatti, che discorsi, però voglio dire, questo qua non è un fotografo che ti dice no, fai questo, non sei in studio, ma lì era una sfilata, ovviamente è uno scatto rubato, diciamo, proprio alla sfilata, quindi non è che il fotografo ha avuto tempo, ecco, qua siamo sempre durante questa sfilata di... Che tra l'altro ero io, tra parentesi. È per quello che ho scena. No, per quello difendevo la foto, capito? Ah, è così. Questa non mi sembra oscena. Questa è bellissima secondo me. Cosa dici, Chiara? È un piano americano. È un piano americano, è è un po' allargato questo piano americano, no? Marco, diciamo così, non è proprio americano, è più brasiliano, dai, più brasiliano, visto il lato che riprende. Se andiamo avanti con le foto, qua sei con Angelica nel backstage delle Pordenonesi. Quindi raccontaci, allora, lì che fascia hai vinto? Ho vinto la seconda fascia, cioè sono arrivata seconda. Sì. E mi hanno regalato insomma 2 sedute con un personal trainer a fare palestra. Diciamo anche chi è magari, dai. Alessandro Brazit, che salutiamo. Sì, bravissimo. Che è quel mostro che hai taggato anche me nella foto di stanotte? Che senso mostro? No, mostro quello lì fisicamente. è No, no, nel senso che è no, un animale. Sì, è tanta roba. No, lui è viene un altro. dalla pallacanestro, quindi è un fisico asciutto. Però è un personal trainer professionista e si è preso cura di Chiara e anche di altre nostre modelle. Preso cura. Devo anch'io diventare personal trainer per prendermi cura di queste ragazze. No. E quindi adesso, dopo questa fascia, che cosa succede? C'è la finale nazionale a settembre. Ma quindi non hai altri step da fare, altre sfilate, altre cioè, diciamo che... Sì, poi voglio fare il casting per il calendario 2016. Sì, ok, no, ma di questo concorso parlavo. Ah, di questo concorso? Qua era un altro concorso, che te lo ricordi sì, questo? Quello che ho fatto quest'estate, Una ragazza per il cinema. Il
Cecilia. Che bravo, te lo ricordi. Questo te lo ricordi però, vedi? Oh, ma io me lo Qua eri a Cireale, Sì. vedi? Ecco. Quindi diciamo adesso con questo Star of the Year tu hai vinto questa fascia e quindi adesso devi fare altri step oppure vai direttamente alla C'è la finale regionale. La finale regionale? Che per Ad Giorgio- agosto. Ad agosto. Per Giorgio Cristo e Lorraine dove sarà? Sapete già? State organizzando? No, date e luogo da destinarsi. Date e luogo da destinarsi. Verosimilmente o a Sacile o ci potrebbe essere... O a Sacile, Sacile o a Sacile. Bene. Quindi Allora- la decisione delle donne. L'uomo è sempre un po' così. Ok, allora a Sacile. Silenzio, a Sacile. Invece è sicuro che il sabato 14 febbraio c'è una bella festa in una location molto particolare perché non è un bar, non è un ristorante, non è una discoteca, non è un magazzino, non è è una cosa particolare, diciamo tra virgolette è una prima edizione del carnevale ma è una seconda edizione perché gli amici Marco e gli amici Elide insieme ovviamente all'altro gruppo di lavoro, ovvero sia gli amici del Fuori Tutti, hanno già realizzato Halloween proprio alla concinaria Peressini a Fiume Veneto, in realtà è Pordenone, la sua Pontebana per intenderci, che è un concessionario Volkswagen, solamente che è talmente grande che l'hanno detto a suo tempo, ovvero sia per Halloween, perché non facciamo questa bella manifestazione, questa festa di Halloween là, è andata benissimo, Marco. È andata molto bene. Ecco, raccontaci ancora allora del 31 ottobre, poi parliamo di questo sabato 31 14. ottobre è stata una serata entusiasmante sotto tutti i punti di vista, partita con la cena. Che bello che sei così. Grazie. partita con una cena spettacolare fatta molto bene con un catering organizzato dal ristorante Al Baffo che ci ospita per la sessione estiva diciamo del Fuori Tutti. Però poi io volevo dire a Ivan Barnabè non si fa così. Non si fa così. Non si fa così. Perché doveva esserci anche lui qua oggi. Esatto. Secondo me con Anna Veneziano a caso. No? No, è andato a un provino di calcio del figlio, quindi. Ah, boh, allora sei giustificato, Ivan. Vabbè, andiamo avanti. No, benissimo. Aggiorna. No? Tu prosegui. Esatto, no? E niente, adesso abbiamo questa replica, diciamo cosiddetta il 14 di febbraio, nonché anche il giorno di San Valentino, per chi deve festeggiare. Per chi non festeggia invece viene a trovarci dalle 9:30 in poi, facciamo questo carnevale differente all'interno appunto e ospiti dello showroom Volkswagen di Peressini. Vi aspettiamo, più siamo più ci divertiamo. Ad Halloween abbiamo fatto il botto, grande, speriamo di rifarlo anche per quanto riguarda carnevale. Anche perché avremo delle animazioni nuove. Abbiamo animazioni nuove, ci sarà qualche spettacolo simile, burlesco, una cosa simile, un ospite già avuto quest'estate al Fuori Tutti. Sì. E niente, quindi sarà un carnevale differente. Carnevale differente, infatti se torniamo a far vedere anche la locandina, oltre ovviamente la locandina che avete visto sul video, eccola qua. Come si fa? Allora, io so che siccome c'è stata un sacco di gente ad Halloween, sicuramente si ripeterà, anzi probabilmente sarà ancora più gente rispetto ad Halloween, e come si fa per essere sicuri di poter entrare, di avere il tavolo prenotato, di non fare tanta coda fuori come invece è successo? Attenzione che c'è un'azione della Juventus, vediamo il cross in area, Morata al limite, aia tiro e per poco. Per poco non va vicino al gol la Juventus. Per pochissimo proprio. Elide. Allora, questa volta partiamo già in maniera differente appunto, nel senso che chi prenoterà il tavolo avrà comunque l'opportunità di avere un'entrata privilegiata rispetto a quello che è accaduto il 31 ottobre. Cioè significa ad esempio che se prenoto io sono sicuro di mangiare con te al tavolo. Questa volta non c'è la cena, partiamo direttamente con la serata dopo cena. Sì. Quindi comunque tutti coloro che prenoteranno il tavolo entreranno senza fare la fila che c'è stata la scorsa volta, quindi entreranno tutti sicuramente, non ci sarà neanche il problema di chi resta fuori, di chi non resta fuori. Sarà un servizio molto esclusivo rispetto anche allo scorso, più dettagliato, seguiremo proprio noi personalmente anche come PR i nostri tavoli e quindi diciamo che viene fuori una cosa molto più grande di quella che già comunque è venuta fuori con il 31 ottobre. Poi anche perché appunto avendo avuto quell'esperienza credo abbiamo che migliorato moltissime migliorato cose, chiaramente la prima, anche perché penso che
adesso non so in provincia di Pordenone, ma comunque non è usuale, no, fare questo tipo di manifestazioni all'interno di strutture non atte a farle, no, chiaramente, quindi bisogna portare tutto, luci, audio, sedie, tavole, tutto, quindi è un bel impegno. Naturalmente allora rinnoviamo l'appuntamento per sabato 14 presso la concessionaria Peressini, perché ci sarà proprio questo carnevale differente. Potrei vedere anch'io, visto che io sono differente, no? No, visto che sei già in maschera. Allora, scusaci se ti interrompo, perché tu sai, allora, oggi sono mancata così tanto a Fabio, il nostro Fabio Campagnol, che non è alla partita del Charles Muzzane, che addirittura si è inventato una storia pazzesca per chiamarmi. E vuoi sentirla la storia? Dai, sentiamo lui. Fabio Campagnol, cos'hai da dirci, Fabio? Mentre intanto volevo dirti che il Charlie sta vincendo. Sì, mi era arrivato qualche informazione in tal senso. No, niente, io pensavo di venire a vedere una partita tranquilla di seconda categoria, in realtà 2 espulsi per Tegada, azione, frana un giocatore del Pertegada sulla schiena dell'arbitro e l'arbitro la sospende dando vittoria a tavolino per il Porpetto. Perché si è fatto male l'arbitro? Sì, adesso qui male, sarebbe stato un intervento, così è svenuto l'arbitro, ma è svenuto di suo, non è che si è fatto male. No, non ho capito, me la spieghi? Allora, il giocatore del Pertegada è frenato sulla schiena dell'arbitro col braccio. Sì. L'arbitro si è lasciato un po' cadere. Non stava perdendo le fila della partita e ha sospeso la partita dando vittoria a tavolino al Porpetto. Ho capito. E si vede che era stufo di correre, avrà preso freddo, sai com'è? Ma anche secondo me, perché qua fa un gran freddo. Beh sì, ma tutto Friuli più o meno fa freddo oggi, non è che tanto il mezzo giocano col campo quello normale, pieno di neve. Mi sono arrivate foto da Chions di gente in maniche corte. Sì, quelli del Charlis che stanno bevendo Esatto. e brindando la vittoria, quelli sono in maniche corte. Esatto. Immaginavo. Bene Fabio, grazie, noi ci sentiamo domenica, vero? Buon pomeriggio. Salve, domenica. sì. Perfetto. Benissimo, grazie. Quindi partita sospesa in questo Pertegada, com'era? Primariaco? Porpetto, con vittoria a tavolino perché l'arbitro ha le colate. Ed è bellissimo. Mentre gli ultimi minuti, attenzione, vedono la in avanti. Niente. No, questo è. No, ma poi sta cosa non l'ho capita molto bene, no? Nel senso che è cascato l'arbitro e gli ha dato la vittoria a tavolino perché il giocatore gli ha frenato addosso. Per violenza sull'arbitro, ha detto. Violenza sull'arbitro. Boh, se è volontario, ma se non è volontario. Ma secondo me si è inventato tutto Fabio per sentirmi, perché gli mancava. Sì, ma anche a me sembra strana sta cosa qua, no? Non ho mai sentito che viene data poi. Non è che l'arbitro dà la vittoria a tavolino, l'arbitro sospende la partita. L'arbitro sospende la partita, finisce lì, poi, essendo che in questo caso si gioca in categoria con un arbitro solo, non c'è la possibilità di utilizzare un guardialina in questo caso. Certo. E la partita viene sospesa e poi decide il giudice sportivo se dargli la. Sì, non è che decide lui. Sì, no, è che stavo ascoltando la partita, non hai captato bene. Sì, non capivo bene sta storia del. Vabbè, diciamo che gli mancavo. Mancavo anche a Daniel, evidentemente, perché ci ha chiamato adesso. Allora, andiamo a San Vito, campo sportivo comunale di Prodolone. Prego Daniel, San Vitese, Virtus Corno, siamo sull'1-2 o è cambiata? No, purtroppo siamo sul 3-1 ed è un disastro, una partita bruttissima, insidiosa e da tutte e due le parti, e soprattutto ci sono state anche 2 espulsioni di un collaboratore della San Vitese più un giocatore che era in panchina. Di conseguenza oggi è un disastro, non vediamo l'ora, sia io che il pubblico qua a San Vito, che la partita finisca, perché non ce la facciamo più. A Pertegada sono caduti addosso all'arbitro e ha sospeso la partita, digli far così anche lì. Ma guarda, non so cosa dire, veramente oggi è un disastro. Vabbè, vi rifarete sicuramente domenica prossima o giocate in anticipo? Non lo sai? Non lo so. No, c'è anticipo, c'è Torre Cordenò, se è vero. Quindi. Penso che in anticipo, che ricorda, c'è il 21 febbraio a Chions il sabato. Ah, quindi un bel derby Chions-San Vitese, sì. Ok, ci sentiamo dopo, Giovanni. Perfetto, grazie. Perché noi adesso andiamo a parlare, che volevo sapere se poi avrò, perché poi, vabbè, parliamo di nuovo di The Star of the Year e io devo capire, perché Lorraine mi ha risposto non ti ho scelto io, ma tu perché hai chiamato me a presentare le prossime serate? Non ho mica capito, cioè. Perché sei il presentatore più pirotecnico che abbiamo qua. Più deficiente, diciamo, fuori dai denti. Chi meglio di te. Ecco, sì, perché Lorraine non era d'accordo, per fortuna una ragazza che ha buon gusto, Lorraine. No?
No, a me fa piacere perché insomma, conosco un sacco di belle ragazze, a parte la Chiara. Iaia, tu farai parte anche tu di questo? Sì. Ecco, quando nel frattempo se facciamo vedere le bellissime foto di Iaia Kane, chi ti ha fatto questo primo piano? Incredibile. Allora, questa è un'amica che ho conosciuto qualche mese fa Sì. e si è proposta di farmi delle foto, molto brava, Sì. che ha studiato, se non sbaglio, proprio fotografia e quindi mi ha chiesto di posare per lei. Ti hai fatto veramente un bel primo. Anche questo penso che sia foto sempre della stessa sempre fotografa. della stessa fotografa. Sai, lo ricordo più o meno dallo studio, no, voglio dire. Sì. Sì, è sempre la stessa. Veramente sei molto fotogenica, devo dire. Grazie. Sei proprio, anche dal vivo sei bellissima, però non è facile, non è sempre detto che una bella dal vivo, vero Marco, è anche fotogenica, no? È vero, no? Cioè tante volte magari una è bella dal vivo e non è fotogenica. O forse anche il contrario, no? Non è bellissima dal vivo, ma intanto io ad esempio ho le due fortune di essere bello dal vivo e fotogenico, nonché telegenico. Queste foto sono bellissime anche. Questa me l'ha fatta mia mamma. Ecco, complimenti alla mamma per 2 motivi, perché ha fatto lei anche le foto ovviamente. E allora, quando parteciperai tu a The Star of the Year? Sai già la data? Venerdì. Che bello, quindi ti presento io. Sì. Tombola, bellissimo. Allora, venerdì ricordiamolo che quindi ci sarà Iaia, sai già anche le altre partecipanti? Saranno all'incirca una ventina di ragazze, vero Lorenzo? 18-20, sì. Iaia. 18-20 Allora, tu sai che io devo tornare a casa presto perché sono vecchio. Vabbè, ma abitiamo tutti e due lì vicino, dai. Abbiamo 1 chilometro in linea d'aria, quindi una tratta non difficoltosa. No? No. Vabbè, anche sì, ricordiamo a Fossamala, a Fiume Veneto. Iaia, ma questa cosa qua, cioè il fatto di fare la modella, comunque di fare questi concorsi, di fare le foto, lo fai perché vuoi che diventi la tua professione o lo fai così per un gioco al momento che va bene? No, sinceramente ho iniziato proprio per gioco. Per gioco. Quindi, cioè, ho provato a fare un casting a Milano per un'importantissima agenzia di moda, però non è andata bene perché comunque non rientro nelle misure da loro richieste. No, parliamole, raccontaci come motivo. No, nel senso, no, perché no, sai che c'è la lotta sull'anoressia, tutte queste minchiate, invece adesso lei che l'ha fatta, questo casting, raccontaci quali erano le misure che chiedeva l'agenzia. Allora, intanto dovevo essere 2-3 centimetri più alta, perché comunque si parte da 1,75 fino agli 1,80 più o meno, 82. Dopodiché, vabbè, il seno troppo prosperoso per loro. Finita Udine. Ecco, scusaci, Udinese Juventus termina 0-0. Dunque ripetiamo, Udinese Juventus finita in questo istante. È andata di lusso, 0-0. Bene, tra poco tutti i finali perché è interessante questo racconto di Iaia proprio delle agenzie. Quindi le modelle devono essere piatte, non devono avere seno. Ma che parole Sì, Che ingiustizia. No, ma dico, ecco, poi quali erano gli altri parametri? La taglia 42, non so, 36, 22, c'è roba da Benetton o... Io porto una 36 e per loro è troppo. Ecco, troppo? La 36 per un'agenzia di moda è troppo. Le ragazze che hanno scelto alla fine erano proprio... Ma c'è un motivo, Giovanni? Sì, vabbè, cadaveri. Per questa ricerca dell'anoressia. Sì, prego. No, adesso facendo un ragionamento serio. Quindi hai sbagliato trasmissione? Facciamo una parentesi di serietà. Perché per uno stilista disegnare l'abito per una donna formosa è molto più difficile, piuttosto che per una donna magra che è come un appendino sulla quale devi solo appoggiare l'abito. Sì, su questo non c'è dubbio. E quindi purtroppo poi i gusti degli stilisti condizionano anche i gusti delle persone comuni. No, ma siccome c'è stata, io non seguo molto la moda, Iaia e Chiara, quindi, però se l'ho saputo io vuol dire che hanno proprio battuto il ferro, sto fatto che c'era la lotta contro le modelle anoressiche e che il minimo della taglia doveva essere da 36 o 38 e via avanti. Invece sono pubblicità diplomatica. Ecco, invece tu ci racconti che non avevano proprio niente, no? Magari ho scelto proprio l'agenzia, sono andata proprio nella categoria più alta. Eri all'elite per caso? Esatto. Quindi hanno un certo standard, magari provando un'altra agenzia non si sa mai. Io sono fortunata. No, anche perché poi l'elite è famosa per fornire modelle più che per le sfilate, proprio per shooting, campagne fotografiche, pubblicitarie, sono più famosi per quello che non proprio per le sfilate. E voglio dire, vedendo le foto fatte a te, sei molto fotogenica, mi sembra anche strano, anche perché sei una bellezza anche particolare, no? Non è la classica bionda, molla, bianca, sei proprio particolare, bellissima da vedere, bellissima in foto, quindi
Ecco, quindi avete sentito come un'agenzia come l'Elite, che insomma è una tra le più affermate in Italia, se non la più forte, e non va bene una ragazza come, no? Come Yaya. Ma è stata una donna a fare il casting o comunque gli shooting o era un uomo? La direttrice comunque dell'agenzia era una donna. Vabbè, molto invidioso. Vabbè, io rimango un po' interdetto, a bocca aperta. E allora andiamo a vedere il filmato perché siamo quasi in chiusura. Il filmato dei nostri campioni d'Italia, del Pascià. Sì, buongiorno, Dartin Pascià. Io non so perché inverto sempre. Ecco. Proprio sono gli ultimi, si dice lanci? No, colpi, come si dice in questo caso? Gli ultimi tiri? L'ultimo leg del doppio di spareggio, perché la finale si era l'ultimo leg del doppio di spareggio, eccoci qua. Questo qua non è il vostro, no, perché ha la maglia rossa. Sì, esatto. Voi so che tu e Silvano abborrite il colore rosso, là si va di nero di solito e nero-verde chiaramente, perché è nero-verde, come vedete anche la maglia dei campioni d'Italia, e questi invece sono i tiri. Il nostro portacolori, ricordo i giocatori, Patrick Susanna che sta tirando adesso, Dario Fochesato, l'altro giocatore in pedana, Andrea Fedrigo, io, Cristian Barel, Marco Framboas, Francesco Bennati e Cristian Casagrande. Ecco, non dimenticare nessuno perché dopo se l'abbiano con me. Spero di averli ricordati tutti. Ecco, ricordali tutti per cortesia. Ecco, questi sono... Sì. Questo qua è la squadra che ci ha dato più filo da torre in tutto il campionato italiano. Beh, d'altra parte si è detto prima, questi qua per 5 anni di fila sono diventati campioni d'Italia, no? Nel frattempo vedete l'allenamento preferito dei giocatori di dart. C'era un tavolo spaventoso lì sopra. Ecco. Sono attaccatissimi però. 2,37 m. 2,37 m? Sì. Sembra vicino, ma... No, infatti 2 passi siete già lì. Il settore del 20 triplo, quello che dà più punti, è 2,5 cm per poco meno di 1 centimetro di larghezza. Più o meno è arabo per me. E lì adesso, se guardi il prossimo giro, fanno un 140, vuol dire 2 frecce dentro quel quadratino lì. Quello piccolo, no? Piccolo, di cui sì. ci spiegavi prima, che io ci ho anche ripensato dopo che me l'hai detto, ha continuato a non capire, ma vabbè, poi secondo me bisogna essere lì a vedere, no? Sì, per esatto. capire anche le regole, no? Esatto. Ecco, questi sono proprio gli ultimi tiri, mi sembra. Qui durante la finale avevamo circa 400-500 persone dietro. Addirittura, Sì. così tanta gente che vi seguiva. Sì. Poi è bello quando fate il lancio, eccolo qua, questo forse era il lancio vincente. Questo è un 140 di punteggio. Adesso il giocatore rosso ha la possibilità di chiudere la partita e portarsi sull'1-1, perché lì eravamo in vantaggio 1-0. 1-0. Invece lui canna qualcosa. Canna la chiusura, Sì. il doppio 20 e dopo il doppio 10, e il giro dopo Fochesato chiude il doppio 20. E quindi vi dà la vittoria Sì. definitiva. Dopo ci saranno anche qualche immagine di un po' di folla dietro. Un po' di cipolla? Un po' di folla. No, ho capito male. Allora, vediamo queste ultime immagini e facciamo un applauso appunto ai campioni d'Italia del Dartin Pascià. Hai visto? Adesso l'ho detto giusto. Allora, vediamo i finali della A. Sì, aspettiamo gli ultimi tiri perché questa è bella la scena finale. Quando proprio vincono, no? Siamo lì, Luca? Sì, adesso 6 frecce, Ecco, vediamo il prossimo giro. il prossimo giro, tanto cosa sono? 2 tiri? Questo adesso fa ecco, dalla reazione dell'avversario, che è scaraventato a terra il bicchiere. Quindi non era felicissimo, no? No. Comunque mi sembra che fosse vuoto il bicchiere. Sì, l'aveva finito prima. È ovvio. Non avrebbe assolutamente buttato per terra un bicchiere pieno. Adesso il nostro giocatore è con 60. Perché i sudtirolesi sono come i friulani più o meno, dai. No, peggio. Sono peggio, benissimo, ecco. E questo è il giro finale, vero? 20 e 20 doppio. Ecco qua. E qua ha vinto. Ancora Bene, un applauso, ancora bravissimi! Bravissimi, salutiamo naturalmente tutti quanti gli amici del Dart Club Pascià. Allora, abbiamo i finali della Serie A, prego Omar. Allora, per quanto riguarda il nostro gioco, Udinese-Juventus 0-0, dunque segno in schedina X. Ecco. Torino batte Sampdoria 5-1, Addirittura. segno in schedina 1. Poi il resto del programma: Atalanta batte Cagliari 2-1, il Cesena batte la Lazio 2-1, a Verona il Napoli ha battuto il Chievo 2-1 e il Palermo ha battuto il Verona 2-1. Bene, Gemma. C'è una telefonata? Non so, mi hanno detto che sono amici tuoi, adesso io non so. Non so, sentiamo chi c'è. Amico mio che stai sulla collina. Chi è? Ciao, caro Giovanni, la Super Bissa. Allora, sono le 16:55, abbiamo Super Bissa dalla Corriera che porta gli amici del Porrone Fan Club da Porrone a Bassallo. A che altezza siete?
siamo già alcolizzati, grazie delle vene che mi hai mandato. Bionda, doppio malto, perché stiamo già volando. Grazie Evelina. Hai già messo in moto l'elicottero o aspetti lo stadio? No, l'elicottero al mercante, farò un giro della pista con l'elicottero. Perfetto, siamo tutti contenti, soprattutto le ragazze di Bassano, che finalmente ti Va conosceranno. bene, a te è sempre forza Polenone. Ciao Sempre. bello. Grazie, ciao. Ciao. Allora, un altro bel collegamento con gli amici che si stanno recando appunto a Bassano del Polero Fan Club. Vi ricordo a partire dalle 18 al Caffè Nogareta a Cordenons in via Sclavons, proprio la sede del Polero Fan Club. Potete vedere Bassano Pordenone sul mega schermo. Allora, velocissimamente, Anna e Luca, l'ultima canzone. Guarda, li becco sempre, guarda, li becco sempre, perché se l'aspettano. Ultimo grande pezzo di questi due amici sono venuti a trovarci. Ringrazio ovviamente Denis Biasin e Biasin Strumenti Musicali che ci ha dato l'opportunità di avere proprio questo pomeriggio Anna e Luca qua in studio con noi. Vedi di far veloce Luca, se non mi arrabbio, ecco. Sto scherzando ovviamente, siamo in chiusura. C'è lo stringicorda che non funziona mai, Capotasto lo stringicorda. When your legs don't whirl like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mind still remember the taste of love? Will your eyes smile from your cheeks? Tearing up with loving you till we're 70. But baby, my cause difference are at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Me, I'm falling in love with you every single day. I just wanna tell you I am. Baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your atom up in mine. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Mamma mia che voti, bravissimi! In chiusura riaffiordiamo l'eccellenza, 19ª giornata giocata ieri, Vesne ISM Gradisca 1-1. Questo pomeriggio Chionsi Risbuzzane 0-1, Cordenons Gemonese 2-0, Manzanese Lumignaco 0-0, Oltre Zaule 0-1, San Vitese Virtus Corno 1-3, Tolmezzo Torre 5-1, UFM Monfalcone 13° 3-1. E con questo chiudiamo e salutiamo gli amici del Dart Team Pascià, bravi, grazie, campioni d'Italia. Salutiamo Loren, Iaia, Pier Giorgio Grizzo e la splendida, non perché tutti splendidi, tutte e due tutti che figure di merda, Chiara. Grazie a Enide e Marco Spinato, io vi ricordo sabato 14 fuori tutti. Erano per gli ultimi, non sono così deficiente, ci arrivavo. Volevo ricordare sabato 14 concessionaria Peressini, fuori tutti diversamente, no, carnevale differente. Carnevale differente. Diversamente carnevale, era carino. Venerdì prossimo noi vi aspettiamo al Fossa Mala, io con questa bella banda qua di gente allegra, diciamo, e naturalmente un grandissimo ringraziamento a Anna e Luca e grazie a Denis Biasin. Ricordo che ci trovate su Facebook. Esatto. Anna e Luca Acoustic Duo, potete passare a mettere mi piace. Grazie. Esatto, bravi. Bene, allora per noi è tutto, che sia una splendida settimana e se Dio vorrà ci vedremo domenica prossima, la voce da me è finita, forse, domenica prossima a partire non dalle 14 ma dalle 14:30
o dalle 14, non lo so, bisogna vedere ancora come c'è la Serie D, è tutto un casino con i risultati. Bene, comunque lo saprete naturalmente sulle frequenze di, come in radio, sulle frequenze di Tele Pordenone e di Video Regione sulla nostra pagina Facebook. Grazie a Eva, grazie a Maurizio, grazie a Marco Stantini, grazie agli amici di Pordenone, ma soprattutto alla regia che ha risolto un sacco di problemi quest'oggi, ovvero sia a Enrico e a Gemma. Ciao a tutti e ci vediamo domenica prossima. Ciao, grazie. Ciao ciao.